centro, ma mi metto al centro. Il centro. Sì, sì comunque in piedi in modo che non vedano, insomma. Attenzione a non avere No, lo no, schermo dietro. no, no, non impallo lo Quindi non qua, davanti allo schermo, qua, ma così. sì. No, no, Li stendiamo. ah sì, sì. No, ma dai, C'è un movimento. sì, sì. Ne stanno due. Non è cazzo, perché Allora poi ci vediamo due volte. La doppia deve cambiare la giacca. E dopo che cominciano a scrivere. Investimento di persone, di idee, di costruzione politica. Quando facciamo i nostri eventi è giusto dopo che abbiamo fatto i tre reattori. abbiamo uno slot qui alle 11:30 circa, poi Sì, va bene. semmai iniziamo alla piana alle 8 Lì teniamoci e se il no, contatto visivo. e se no nel 12:15. Va bene. Ti chiamano a te per dire.
tanto non sto in piedi, mi muovo, non c'è problema, dove volete. Ditemi voi. Allora signori, buongiorno, benvenuti. Vedo che l'afflusso si è completato regolarmente nonostante la pioggia che non ci ha aiutato con il traffico per strada. Io direi di iniziare anche perché abbiamo una mattinata, come vedrete, piuttosto densa, con molti interventi, molte cose interessanti da ascoltare, quindi andiamo veloci anche con le chiacchiere. Io vi do il buongiorno e il benvenuto a Villa Braida per questo convegno Legno, Foresta, Filiera e Futuro Sostenibile, che si inserisce, come vedete anche nella slide alle mie spalle, nella settimana per l'energia e la sostenibilità, che è una serie di eventi che Confartigianato ha organizzato in tutta Italia in questa settimana, dedicati per l'appunto a questi temi assolutamente attuali. Nel caso nostro, nel caso di oggi, visto che parliamo nello specifico della filiera del legno, non posso non cominciare nel ricordare un anniversario che inevitabilmente credo sia stato scelto la giornata di oggi anche perché coincide esattamente con quello che accadde qui in Veneto e a nord-est più in generale esattamente 5 anni fa. Nei giorni finali, nei 3 giorni finali dal 24 al 27 di ottobre appunto di 5 anni fa, si verificò quel fenomeno naturale che a memoria d'uomo le nostre ali non avevano conosciuto, una tempesta definita di categoria uragano, alle quali definizione che noi eravamo abituati ad attribuire al sud-est asiatico piuttosto che alla zona caribica, non certo alle aree mediterranee. Eppure così si è verificato. Ed è stata in qualche modo uno shock, possiamo usare tranquillamente questo termine. Mi rendo conto che a distanza di 5 anni cominciamo un po' a dimenticarcene, anche perché nel frattempo obiettivamente è successo di tutto. C'è stata una pandemia che ha fermato il mondo, sono scoppiate guerre, quindi Vaia in qualche modo è slittata indietro nella nostra memoria, però basta che ognuno di voi, molti di voi lo faranno regolarmente perché magari ci vivono, faccia un giro nell'Agordino o comunque nelle nostre montagne e si renderà ancora conto visivamente che il segno di Vaia c'è ancora, si vede ed è una ferita che non è stata rimarginata, quantomeno non del tutto. Mancava soltanto che dopo Vaia arrivasse, c'era già prima in realtà, ma si moltiplicasse un ex amico diventato nemico, che chiamiamo Bostrico, che ha portato ulteriore difficoltà alla foresta, alle nostre foreste, disseccando con la sua moltiplicazione anomala, disseccando gli alberi, ed è chiaro che ci troviamo di fronte a una situazione che appunto imprevista, imprevedibile, non conosciuta e che in qualche modo dal mio punto di vista di osservatore ha anche portato in evidenza il fatto che una risorsa naturale come quella delle foreste ci eravamo abituati a sottovalutarla o a sottoutilizzarla addirittura, e Vaia nella sua drammaticità ce l'ha riportata davanti agli occhi. E a proposito della sottoutilizzazione e della sottovalutazione della risorsa foresta, penso che voi lo sappiate quanto me, ho il ricordo preciso delle fotografie
e degli articoli sui giornali che parlavano di camion che arrivavano dall'Austria, addirittura dalla Cina, a prendersi il legname abbattuto da Vaia, che di fatto noi abbiamo quasi regalato, perché nella fretta di in qualche modo ripulire le foreste abbiamo dovuto anche arrivare a questo, ulteriormente tra virgolette sprecando una risorsa che avevamo in casa e per la quale, devo dire, il Veneto è stato famoso nei secoli, soprattutto mi riferisco ovviamente al periodo della Serenissima. Io ora mi fermo perché questa introduzione era dovuta, ma non sono certo io il protagonista della giornata, ma coloro che mi seguiranno. Per iniziare i lavori chiedo a Claudia Scarzanella, che è vicepresidente di Confartigianato Veneto, di porgere il suo saluto alla platea e poi ci addentriamo nel vivo della nostra giornata. Buongiorno a tutti, vi porto i saluti del Presidente Boschetto, che oggi non può essere qui e gli dispiace molto perché ci teneva particolarmente, e quindi leggerò. Solitamente io non leggo, però voglio leggere per riportare fedelmente quello che lui avrebbe voluto dire. Benvenuti, buongiorno e benvenuti a questo convegno che abbiamo scelto per chiudere l'edizione veneta della prima settimana nazionale di Confartigianato, dedicata all'energia e alla sostenibilità. 10 appuntamenti, oltre 40 ospiti nazionali ed internazionali. Un grande successo che ha coinvolto oltre 1 migliaio di partecipanti in presenza e online. Ringrazio innanzitutto Federico Caner, che sarà collegato, assessore regionale con delega alle politiche dell'agricoltura, piano di sviluppo rurale, produzioni ambientali e vegetali. Luca De Carlo, senatore e presidente della 9ª Commissione del Senato, Agricoltura, Turismo, Industria e Produzione Agroalimentare e Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che ci raggiungerà a breve. La dottoressa Alessandra Stefani, direttore generale del MIPAF, che si collegherà, e Bruno Mazzariol, il presidente della nostra Federazione Legno, che nonostante l'infortunio è arrivato perché ci teneva particolarmente. Con queste persone cercheremo di delineare e condividere i possibili nuovi scenari a cui andremo incontro per le filiere foresta, legno, energia e legno, turismo. Poi un doveroso ringraziamento agli autorevoli relatori che vedete già seduti, il professor Davide Pettenella, professore di Economia e Politica Forestale dell'Università di Padova, la dottoressa Annalisa Panitz, direttore di AIEL, che è l'Associazione Italiana delle Energie Agroforestali, e la dottoressa Adriana Miotto, rappresentante di Just Good Tourism. Complimenti infine a chi ci illustrerà i 3 esempi di buone pratiche di sostenibilità. Sara Ferrari di Unifarco SPA, Dario Scopel, sindaco di Seren del Grappa in provincia di Belluno, e Diego Morlin, ideatore del Parco del Soio in provincia di Vicenza. Un benvenuto infine a tutte le artigiane e agli artigiani oggi presenti qui in sala e in diretta a YouTube. Vedo anche molte persone appassionate o che si occupano di foresta e di tutto quello che è inerente al tema della foresta, e quindi le ringrazio per la partecipazione. Qualcuno viene anche da lontano, quindi grazie. L'appuntamento di oggi, che si concentra sulle filiere del legno, prosegue il percorso di analisi che come Confartigianato Veneto abbiamo iniziato con il convegno Filiere e Territorio, organizzato ad aprile scorso. Le filiere sono fondamentali per il sistema produttivo regionale perché sono lo strumento per valorizzare e rendere competitivo il nostro manufatturiero. La filiera del legno in Veneto e nel settore artigiano in particolare è una di quelle fondamentali per l'artigianato. Ben 4.874 imprese, di cui 391 segherie e imprese boschive, 2.136 del comparto legno arredo e 2.347 serramentisti in legno con oltre 15.000 addetti. Fino a qualche anno fa, quando si pensava alla filiera del legno, pensavamo al trucciolo e alla polvere, alla pialla, ma non è più così, al mastro Geppetto dico io, perché è un'immagine che è evocativa e che rende bene l'idea. Le aziende del comparto si sono evolute dal punto di vista tecnologico, organizzativo e ambientale, dal punto di vista della sostenibilità, che è il tema di oggi. Il legno infatti è un elemento sostenibile che crea economia circolare ed è una fonte di energia rigenerabile.
Oggi abbiamo questo obiettivo, affrontare ed ampliare il concetto della filiera del legno, arrivando ad ipotizzare che non esista una sola filiera, ma più filiere, che vengono generate da una materia prima che abbonda nel nostro territorio, il legno. Territorio che è stato attraversato da due fenomeni, come giustamente diceva prima il dottor Zuin, come la tempesta Vaia e il bostrico, che stanno non solo modificando la disponibilità di legname, ma anche il profilo del nostro paesaggio e obbligandoci ad una riflessione che non riguarda solo le lavorazioni, ma anche le attività che si muovono attorno a queste filiere. Ecco spiegato perché non parleremo solo di legno e delle sue lavorazioni, ma anche di energia e di turismo, provando a proporre delle visioni che potrebbero essere percorsi per mantenere le aziende già esistenti, ma anche per valutare l'apertura di nuove attività che possono gravitare attorno al mondo del legno. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie Claudia Scarzanella, con la quale lei giustamente non l'ha detto per non autocitarsi, ma ci rivedremo dopo, perché anche la sua è una delle esperienze, la sua inteso professionalmente è una delle esperienze che racconteremo. Lei ha già presentato i primi ospiti che vado a introdurvi e che costituiranno il primo slot del nostro incontro di questa mattina. A cominciare dal professor Davide Peternella, che è qui alla mia destra e che invito a raggiungere la postazione per le slide. Davide Peternella è professore di economia e politica forestale all'Università di Padova, che ha una lunghissima tradizione in ambito di scienze forestali, direi a livello nazionale, non solo a livello locale. E la sua è una relazione che ha voluto intitolare, inerente ovviamente al sistema della foresta e del legno, dalla teoria alla realtà, perché evidentemente c'è bisogno di mettere a terra, come si usa dire in questi casi, un sistema che possa tornare a valorizzare questa risorsa. Dico bene, professore, le lascio la parola. Grazie mille, grazie a Confartigianato per l'invito, realmente gradito, opportuno questo incontro, veramente fondamentale. Siamo in un momento di svolta significativa delle politiche forestali, abbiamo di fronte grandi potenzialità di sviluppo. Confartigianato è sicuramente un soggetto che deve partecipare, può partecipare, ha i numeri per partecipare a questo progetto. Mi è stato chiesto di fare un inquadramento generale per porre l'accento sui problemi che stiamo vivendo per realizzare una politica di filiera e per descrivere brevemente le linee di intervento che a livello nazionale e anche a livello locale si stanno imboccando. Ho pensato di organizzare questa presentazione in 3 punti più una veloce conclusione e parliamo di dati di base, parliamo di filiera, quindi non possiamo non parlare di filiera senza fare riferimento al capitale naturale che abbiamo e a come lo stiamo gestendo. Ecco, l'Italia è un paese forestale e questo gli italiani non lo sanno generalmente. Abbiamo 3 volte la superficie forestale dell'Austria, la stessa superficie forestale della Germania. Abbiamo un coefficiente di boscosità più alto di quello della Francia, 11 milioni di ettari. Fra l'altro questi 11 milioni di ettari, almeno in termini di destinazione, sono correttamente gestiti pensando alla necessità della protezione, di una protezione avanzata, perché ben il 31% di queste foreste sono in aree protette. E queste foreste crescono. L'inventario ci dice che l'accrescimento è stato di 27 milioni di metri cubi. L'Italia è tra i grandi paesi dell'Unione Europea quello che taglia in proporzione, ma anche in termini assoluti, meno legname dalle proprie foreste. In linea teorica, fra virgolette, risparmia di più. Infatti i nostri livelli di prelievi hanno raggiunto la cifra di 15,8 milioni di metri cubi, ma notate bene, questo è un dato un po' falsato, perché è un dato aumentato a seguito delle utilizzazioni di Vaia. Nel periodo pre-Vaia eravamo a livello di 13 milioni di metri cubi. Di questi 13 milioni di metri cubi, 15 adesso in maniera eccezionale per questi eventi, la grandissima parte, questo è un elemento molto negativo, va alla filiera legno-energia. Ma capitemi bene, come Annalisa spiegherà, non perché è un errore utilizzare a fini energetici il legname, tutt'altro.
Il legname è la prima rinnovabile del paese e dobbiamo mantenere questo ruolo. Il problema è utilizzare bene i nostri boschi per produrre legname da industria e producendo un legname da industria avere disponibili quantità significative di scarti che potremo destinare alla filiera energetica. Questo è l'elemento fondamentale, ma di questo vi parlerà molto bene e molto meglio di me Annalisa. Ecco, come gestiamo questi boschi? Li gestiamo male. E stiamo celebrando quest'anno i 100 anni dalla legge forestale classica di riferimento, che è la legge Serpieri, la legge che impone a tutte le proprietà pubbliche un piano d'assestamento. Più del 30% della proprietà pubblica, della proprietà forestale italiana è in mano pubblica. Ebbene, abbiamo soltanto il 15,3% della proprietà pubblica assestata, cioè che ha un piano di gestione. Fra l'altro, se da questo dato percentuale eliminiamo il ruolo giocato dalle 2 province autonome, che sono un po' il modello di riferimento per la pianificazione, questo dato scende a 11,3%. Quindi abbiamo, permettetemi il termine un po' forte, parecchia proprietà forestale pubblica fuori legge, cioè che non rispetta una legge di 100 anni fa. Ivi è compresa la più grande proprietà forestale italiana, la foresta del Tarvisio, gestite dai carabinieri forestali. 9 piani di assestamento su 12 non validi. Ecco, questo per darvi la dimensione, il polso della gravità della situazione e anche un pochino per fare qualche considerazione sulla responsabilità. Bene, evidentemente il dato che si contrappone a questo della mancata pianificazione è quello dell'abbandono e dell'invecchiamento. Su ben più di 1/3 della superficie forestale italiana non si registra alcun intervento. Anche i cedui sono in fase di abbandono, nonostante la crescita di interesse rispetto alla legna a uso energetico. Il 9,5% dei cedui sono in fase giovanile e tutto questo alla fine risulta in un dato assolutamente ridicolo del valore complessivo della produzione. Ahimè, è un dato mal calcolato, mal stimato, perché si stima soltanto in base al valore commerciale del legname, ma noi sappiamo che la foresta è molto di più, no? È molto di più di questo 3,7% del valore complessivo creato dal settore primario italiano. Non vi dico nemmeno il dato rispetto al prodotto complessivo italiano, perché il ruolo delle foreste sarebbe stimato dall'Istat pari a 0,003%, un dato assolutamente ridicolo. Ecco, quindi alcuni elementi di riflessione. Siamo chiari, non esiste un problema di sovrautilizzazione dei nostri boschi. Può esserci occasionalmente un problema di cattiva gestione. Abbiamo dei problemi collegati al fatto che il contesto ambientale sta cambiando e come giustamente ci veniva ricordato all'introduzione di questo incontro, gli ultimi 5 anni neanche i cambiamenti climatici avessero un ufficio stampa per fare una politica di comunicazione. Gli ultimi 5 anni questo ufficio stampa, ufficio comunicazione, ci ha dato dei messaggi chiarissimi e in una serie impressionante. Vaia nel 2018, gli incendi nel 2021, l'annus horribilis, il bostrico, ma non dimentichiamoci l'alluvione, che è stata anche non soltanto un'alluvione a Venezia, ma in tutto il territorio montano-veneto. Quindi il problema è produrre meglio, non tanto produrre di più. Questo era un concetto chiave della strategia forestale nazionale. Dobbiamo alzare la percentuale di prelievi di legname da opera, dobbiamo ricreare la filiera. Bene, quali sono le sfide che l'attuale organizzazione della filiera ci pone e sulle quali dobbiamo quindi ragionare per una strategia forestale? Ecco, l'immagine deve colpire la vostra attenzione ed è una metafora
dell'organizzazione del sistema foresta-legno. Siamo dei giganti nella seconda lavorazione e siamo dei giganti perché abbiamo anche Confartigianato e siamo un nano nella prima lavorazione, cioè nella fase iniziale della filiera. Non solo gestione forestale, ma utilizzazione e prima lavorazione industriale. E la cosa è, notate bene, non è perché non abbiamo capitani coraggiosi, grandi o piccoli, imprese con capacità, con conoscenza e con capitale finanziario da investire nel settore. Tutt'altro, perché abbiamo eccezionali modelli industriali di riferimento. Qua mi piacerebbe metterci un po' di sigle perché emergono raramente di aziende di Confartigianato, ma soltanto per darvi qualche riferimento ai grandi, anche in questa regione, imprese che lavorano, fanno la prima lavorazione del legname, ma la fanno all'estero o la fanno in Italia con legname di provenienza estera. Fanno la prima lavorazione all'estero ed esportano semilavorati in Italia. Rubner, azienda leader nel settore della costruzione di case in legno, ha le proprie segherie prevalentemente e compra prevalentemente materiale all'Austria ed è evidentemente un'azienda italiana come lo sono la Florian, la Corafe, il Trinelli e così via. Abbiamo una decina di segherie, secondo la mia stima, con una capacità di lavorazione superiore ai 30.000 metri cubi all'anno. Ecco, queste sono le grandi segherie italiane. Per descrivervi la situazione, guardiamo la classifica delle principali segherie europee, ma guardiamo soprattutto le segherie che sono vicinissime al contesto italiano. Ebbene, se guardiamo il secondo gruppo industriale tra queste segherie, austriaco, Bienenholz, questo ha 17 segherie con una capacità di lavorazione singola, media per ogni segheria di 260.000 metri cubi. Questo significa avere un competitor enorme. Ho fatto uno scherzo che ha avuto una certa efficacia in un convegno recente. Ho detto è come se i produttori vitivinicoli del Tirolo si mettessero a competere sul mercato internazionale nel campo del prosecco. Ecco, noi siamo in condizioni rovesciate. Evidentemente questo ci pone un problema. Non possiamo gestire la filiera con questo modello industriale. Questo non è il modello italiano. Non abbiamo l'obiettivo di realizzare nel bellunese una segheria che lavori 300.000 metri cubi. Perché noi abbiamo un'organizzazione produttiva diversa, che è basata sulla piccola media azienda che deve integrarsi, come vedremo fra un attimo, orizzontalmente. Lo deve fare perché il mondo forestale, il sistema foresta-legno, sta subendo un processo molto significativo di trasformazione. E questo è un aspetto che viene molto sottovalutato. Ci stiamo orientando sulla linea della decarbonizzazione. Decarbonizzazione significa evidentemente anche sostituire non soltanto i combustibili fossili, ma i materiali energy intensive, i materiali che richiedono lo spreco di risorse naturali, a partire dal settore edilizio, cemento, acciaio, ma anche al settore delle plastiche. È il settore in genere di tutta quella che viene chiamata la biochimica. E questo, vedete, queste aree blu rappresentano i nuovi settori del sistema foresta-legno del futuro, che si aggiungono a quelli già molto importanti del presente. Uno studio della FAO ha indicato 5 segmenti nuovi in fase di sviluppo, importantissima. Allora, i prodotti ingegnerizzati, il legname per edilizia, anche appunto sotto forma di questi prodotti a partire dal cross-laminated timber, di cui vedete qua qualche immagine. Questo perché quella bella intuizione della nostra Presidente Ursula von der Leyen del New European Bauhaus, un modo di costruire nuovo, bello, sostenibile, basato sull'idea anche
dell'esperienza comunitaria significa, come nell'immagine, fra l'altro, di presentazione del programma, significa costruire in legno. E ricordate che al settore edilizio è collegato il 40% delle emissioni complessive di gas di serra in atmosfera. Poi abbiamo una serie molto diversificata di prodotti, RCF, così vengono messi, conosciuti nel mercato del legno, prodotti come i prodotti biotessili. L'Italia è o non è un gigante anche nel settore tessile? Bene, allora ricordiamo che a livello internazionale il 62% delle fibre tessili sono quello che chiamiamo normalmente, ma non è solo quello, acrilico, cioè sono fibre da risorse fossili, e che solo il 6,3% delle fibre provengono da legname. E qua noi abbiamo una capacità fortissima e innovativa. Pensate, importiamo fibre tessili fatte con risorse all'estero, anche in questo caso per esempio dall'Austria, che ci vende, una grande azienda austriaca, fibre tessili fatte con il faggio, che è la risorsa principe, la specie principe della nostra catena appenninica. E questo segmento, che è uno solo dei tanti, è previsto in fortissima crescita. E poi altri 3 prodotti, pannelli e isolanti, bioplastiche e composti misti, plastica soprattutto riciclata e legno, e il grande settore del packaging, packaging in legno e in carta e cartone. Ecco. Per non dimenticare, si potrebbe fare un convegno soltanto su questo tema, come ci dice bene l'esperienza di Unifarco, la incredibile, eccezionale varietà dei cosiddetti prodotti forestali minori, che minori in molti casi non lo sono, perché se pensate al valore di produzione anche nel Veneto di tartufi, funghi e castagne, capite che hanno un rilievo abbastanza significativo. Bene, ultima parte. La risposta politica, la nuova strategia forestale, dove ci stiamo orientando? Siamo in una condizione molto positiva, molto dinamica. Questa è una lista dei problemi in cui in parte ho già accennato. Se avessi dovuto riempire la parte destra di questa slide 10 anni fa, avrei potuto scrivere molte poche cose. Adesso invece vediamo iniziative, fra l'altro anche proprio di responsabilità delle autorità centrali dello Stato, oltre della Commissione europea, nel campo dell'associazionismo, molto in ritardo, ma ci stiamo arrivando, nel campo della promozione di nuove forme contrattuali, e ci stiamo arrivando, nell'ambito della tutela della biodiversità siamo stati il primo paese dell'Unione Europea ad applicare la strategia sulla biodiversità per quello che riguarda l'identificazione delle old growth forest, le foreste vetuste, di cui abbiamo già una rete. Gli aspetti legati alla prevenzione e gestione coordinata degli eventi estremi, tutto sommato qualcosa si è fatto di molto positivo, sia con Vaia sia con il Bostrico. Le nuove domande, ci sono un'iniziativa di networking nel campo della terapia forestale, soltanto per darvi qualche riferimento molto importante per il discorso anche sviluppo turistico. Le esternalità non pagate delle attività forestali, per esempio il sequestro del carbonio, per il quale abbiamo recentemente approvato un decreto che dovrebbe porre in atto la crescita del mercato del carbonio. E infine le politiche specifiche per l'offerta del legname, le piattaforme logistiche, l'aspetto importantissimo, chiave, che è stato affrontato in maniera esemplare dalla Direzione Economia Montana e Foresta, della formazione e della qualifica degli operatori forestali, degli operatori boschivi, con la costituzione anche di albi e patentini, come è avvenuto nel Veneto, il progetto For Italy, che ha creato la prima rete di formatori dei formatori forestali, degli operai boschivi, e che adesso viene rifinanziato. La produzione di bioenergia per usi termici, e di questo ci parlerà Annalisa,
La mancata trasparenza del mercato, con l'iniziativa che sarà lanciata adesso, con un convegno a dicembre, di una creazione di un osservatorio del mercato dei prodotti forestali. E infine il discorso generale della carenza di informazioni sul settore forestale. E sempre in tempi brevi verrà lanciato il SINFO, il Sistema Informativo Forestale, ed è del luglio di quest'anno la creazione come iniziativa di promozione di una politica dell'offerta del cluster foresta legno, di cui ho l'onore e l'onere di essere presidente. Ecco, 2 parole su questa struttura, che è una struttura che nasce dal basso, grazie anche al contributo fattivo di Confartigianato, che è stato tra i membri fondatori. Un'iniziativa di coordinamento e di promozione del settore. Un'iniziativa che avrebbe lo scopo di creare sistema. Creare sistema è uno slogan che diciamo in molti settori e in molti contesti, ma cosa significa creare sistema? Ecco, mettere queste iniziative locali in rete, imparare le lezioni positive e anche quelle negative che dall'attività di queste organizzazioni di base possiamo trarre, farle patrimonio collettivo, ecco, fare collegamento tra queste attività. Questi sono alcuni dei siti web di queste iniziative locali. Condividere quindi idee su quali strumenti utilizzare anche per offrirli all'attenzione dei politici, ecco, per fare una decisa, chiara pressione sulle scelte da realizzare, sulle iniziative da promuovere. Promuove attività di ricerca e sviluppo, dare un supporto agli operatori non solo centrali ma anche regionali e locali, e infine rappresentare l'Italia all'estero, per dare visibilità alla nostra capacità di essere eccellenza e di promuovere questa eccellenza anche all'estero. Questo cosa significa? Significa, come dicevo prima, un nuovo modello di filiera basato sull'integrazione orizzontale tra proprietà e gestione. Non possiamo lasciare sulla responsabilità dei proprietari forestali, pensate quando questi proprietari sono i sindaci, quelle 1000 responsabilità che hanno di gestire il patrimonio forestale. Ecco, dobbiamo trovare soluzioni istituzionali. Ne abbiamo testate diverse e questo è un elenco. Dobbiamo valutare queste esperienze, promuoverle e trovare soluzioni adatte ai diversi territori sulla base di questa esperienza che stiamo maturando. E dobbiamo fare un discorso di integrazione verticale, cioè dobbiamo collegare proprietà con aziende boschive e con le sigherie, con le industrie di prima lavorazione. Collegarle in maniera stabile, al di là delle esperienze delle vendite occasionali di lotti bostricati. Ecco, l'esperienza del bostrico ci insegna che i meccanismi di gestione delle nostre foreste dal punto di vista contrattuale devono essere superati. Accorgersi che il bosco è bostricato, decidere di fare l'asta, lanciare l'asta, se ci va bene assegnare il lotto dopo 6 mesi a una base d'asta irrealistica, perché intanto in 6 mesi il bostrico ha distrutto la nostra foresta, i prezzi sono crollati. Ecco, questa è vecchia modalità di gestione delle foreste. Dobbiamo trovare modi per semplificare e consolidare in un rapporto continuativo la gestione forestale con chi la gestione professionalmente la sa fare. Ecco, quindi contratti di vendita pluriennale e perché no, contratti di concessione delle foreste, in cui un ente concessionario garantisca la protezione delle foreste, la manutenzione della viabilità e non soltanto l'utilizzazione, remunerando ovviamente in maniera assolutamente corretta il proprietario. Non si tratta qua, notate bene, di svendere, ma si tratta di andare incontro alle esigenze anche di stabilizzazione delle imprese. E creare possibilità per l'impresa, per esempio, di investire in manodopera qualificata, in tecnologia, legarsi al territorio
e quindi anche responsabilizzarsi rispetto alla buona manutenzione del territorio. Una ditta boschiva che acquista un lotto che utilizzerà in un mese non sente la responsabilità di fare un corretto uso e manutenzione della strada forestale. Ma la ditta boschiva che ha in gestione per 5 anni il territorio è la ditta boschiva che si responsabilizza rispetto a tutta l'infrastrutturazione di quel territorio. Ebbene, per questo abbiamo diverse anche soluzioni contrattuali che stiamo testando, stiamo provando, stiamo finanziando e su questo dovremo giocare anche per il Veneto. E infine l'ultimo aspetto, quello della capacità di rappresentanza del settore. Ecco, il settore forestale e direi soprattutto quelle componenti del settore forestale caratterizzate dalla prevalenza del lavoro importante, silenzioso, significativo della piccola e media industria non sono molto visibili. Non hanno quella capacità di rappresentanza che adesso è nelle mani di pochissime organizzazioni, fra l'altro molto spesso non direttamente collegate ai problemi forestali, alle nostre foreste, e che quindi rappresentano con difficoltà il nostro settore. Ma di questo io so di trovare sensibilità forti in Confartigianato, come probabilmente ci verrà anche ricordato nelle considerazioni successive. E infine una riflessione conclusiva. Abbiamo visto che siamo di fronte a una dinamica di cambiamento accelerato. Cambiano le condizioni ambientali, cambiano le condizioni sociali, direi cambiano, e questo è molto positivo, anche le istituzioni. Abbiamo avuto una nuova legge quadro nel settore forestale, il TUF nel 2018, siamo riusciti, notate bene, cosa incredibile, a portare a casa in tempi veloci, non i classici entro 30 giorni dall'approvazione della norma viene definito il decreto attuativo, ma l'abbiamo fatto in 2 anni, 9 decreti attuativi. Abbiamo portato a casa il primo, più importante di questi decreti, la strategia forestale nazionale. Subito dopo, primo paese dell'Unione Europea, l'approvazione della strategia forestale dell'Unione Europea. Abbiamo un quadro di lungo periodo di orientamento, abbiamo un'iniziativa sui contratti di foresta, abbiamo creato il cluster, abbiamo fatto questo importante processo di semplificazione di eliminare il doppio vincolo, che ci permetterà di proteggere le nostre foreste ma anche di accelerare i processi autorizzativi. Ecco. E abbiamo di fronte una grande serie di sfide, di politiche che dobbiamo tenere in considerazione, politiche di corretta gestione delle risorse naturali, di protezione delle risorse naturali, di risparmio energetico, politiche di responsabilizzazione rispetto allo stato delle foreste a livello internazionale. Pensate il nuovo regolamento sul zero deforestation, politiche di land restoration, siamo nel decennio delle Nazioni Unite della land restoration. Stiamo parlando di finanza forestale sostenibile come iniziativa dell'Unione Europea e io proprio in questi giorni sto lavorando con un gruppo dell'European Forest Institute per definire la tassonomia forestale. Perché? Perché ci sono grandi interessi, grandi disponibilità di fondi finanziari, cioè quindi di soggetti che sono stati sempre tradizionalmente fuori dal settore forestale, di investire nelle foreste, di investire in natura. E questo è un nuovo partner che dobbiamo sicuramente mettere in barca per avere un afflusso di risorse finanziarie e non dipendere soltanto da risorse di carattere pubblico. Ecco, è necessario quindi che anche il mondo dell'artigianato abbia capacità di supporto dei nuovi green jobs, abbia una nuova visione del rapporto con le istituzioni pubbliche, nuova forza di rappresentanza, nuova capacità di proposta politica. Gestire, promuovere per proteggere. Questo a me sembra il concetto fondamentale di riferimento. Di fronte a tutti questi cambiamenti, la scelta che dobbiamo fare è quella della gestione attiva. Tra queste anche una gestione attiva per produrre più biomassa, più legname. Prima ancora, e alla base
di questo avere maggiore consapevolezza del valore delle risorse. Io ancora sono a ringraziare Confartigianato per questa grande, importante iniziativa. Grazie a voi. Grazie da parte nostra al professor Peternella, anche per essere stato scientificamente nei tempi che ci eravamo assegnati. Devo dire che ascoltando la relazione molto interessante anche nel... Prego. Ah certo, no, sì. No, non so se vogliamo, scusi per una questione di ordine, se vogliamo riservare alla fine uno slot per le domande, posso chiederle un attimo di pazienza. Quando finiamo le tre relazioni poi facciamo, grazie, mi scusi per dare un ordine. Dicevo che mentre sentivo parlare il professor Peternella mi è venuta in mente una cosa che si ricollega alla mia esperienza professionale e che è la dimostrazione lampante della differenza del valore economico delle foreste tra noi e i nostri vicini più prossimi. Nel senso che io più volte nella mia carriera ho incontrato Jörg Haider, che non so se il nome vi dica qualcosa, è anche mancato da un po' di tempo, era il presidente della Carinzia. Uomo politico ma imprenditore, e oltre ad essere il presidente della Carinzia, che è una regione che confina con il Veneto e soprattutto col Friuli Venezia Giulia, era uno dei primi contribuenti non della Carinzia, dell'Austria. Cosa faceva di mestiere Jörg Haider? Era proprietario di foreste. E questo devo dire, foreste che stavano esattamente in linea d'aria 10 chilometri dal confine con l'Italia. Questo vi dà la dimensione di come la risorsa forestale possa generare ricchezza. Non lo dico perché tutti devono essere Jörg Haider, ma che comunque alcuni esempi che ci sono anche vicini geograficamente forse andrebbero valutati. Detto questo, lancio la palla ad Annalisa Panitz, che è direttrice generale dell'AIEL e che è l'associazione che rappresenta l'intera filiera del legno in Italia. Abbiamo sentito chiaramente il professor Peternella dirci che la filiera va ricostituita, in qualche modo va cambiata, e questo è un'incombenza che lasciamo ad Annalisa Panitz, che ce lo spiega con la sua relazione, che appunto riguarda la filiera legno-energia, un asset strategico per le politiche sia energetiche che ambientali e occupazionali di questo Paese. Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio chiaramente per l'invito di oggi in questa importante occasione. Io nella mia relazione vorrei illustrarvi il secondo asse portante della giornata odierna, appunto la filiera legno-energia, particolarmente significativa per l'economia del territorio veneto, ma soprattutto e anche a livello nazionale. Innanzitutto alcune parole di presentazione della nostra associazione. AIEL è l'associazione delle imprese che operano lungo la filiera legno-energia. Da oltre 20 anni ci occupiamo di promuovere la corretta e sostenibile valorizzazione energetica dei biocombustibili di origine agricola e forestale, in particolar modo quelli legnosi, a tutti i livelli, come diciamo noi, dal bosco al camino. Attualmente abbiamo oltre 500 imprese collocate su tutto il territorio nazionale. Queste imprese vanno dai produttori di biocombustibili legnosi, quindi produttori per esempio forestali, produttori di legna d'arde e recippato, i produttori di pellet, abbiamo i produttori di tecnologie, quindi stufe e caldaie che impiegano questi combustibili per produrre energia termica a servizio delle comunità, e poi abbiamo i progettisti e gli installatori. Ma soprattutto che cos'è la filiera legno-energia? Alcune parole per contestualizzare insomma questa filiera che chiaramente si inserisce nella più ampia filiera forestale. Nel complesso la filiera conta oltre 14.000 imprese per un fatturato che supera i 4 miliardi di euro e il numero di addetti che è superiore alle 72.000 unità. Un elemento che ricordiamo sempre e che non ci stancheremo mai di ricordare è che proprio le biomasse impiegate per la produzione termica nel settore residenziale sono già oggi la principale fonte energetica del nostro paese, utilizzata da oltre un quarto delle famiglie italiane, e che ha consentito all'Italia di raggiungere con 2 anni di anticipo
anticipo quelli che erano gli obiettivi in termini di energie rinnovabili al 2020. Questo farà sì che inevitabilmente questo settore sarà fondamentale per le politiche rinnovabili e di decarbonizzazione al 2030 e al 2050, anche se devo dire questa filiera non trova ancora una corretta collocazione anche nell'ambito politico, anche perché, e lo ricordiamo, proprio le biomasse forestali, le biomasse legnose rappresentano la prima e unica rinnovabile che ha una stretta connessione con il territorio. Ma adesso vi illustro brevemente, insomma, come vorrei organizzare questo intervento. Partiremo con il potenziale strategico delle bioenergie, faremo poi un accenno sulla qualità dell'aria e il ruolo fondamentale del turnover tecnologico in questo processo di miglioramento. Poi sarà fondamentale fare un approfondimento su quella che è la relazione tra i biocombustibili e il territorio, per arrivare a un position paper che abbiamo definito di recente nell'ambito del tavolo di filiera legno del Ministero e che poi appunto vi illustrerò, per poi arrivare ad alcune conclusioni finali. Allora vediamo qual è il potenziale strategico delle bioenergie. Innanzitutto è bene comunque ricordare che in questo momento comunque storico è particolarmente importante ridurre la dipendenza dalle fonti fossili, diversificando le fonti di approvvigionamento, puntando in maniera decisiva su quello che è un adeguato mix energetico rinnovabile, che consideri però tutte le rinnovabili, quelle più moderne ma anche quelle più antiche, come possono essere appunto le biomasse legnose. Tra l'altro lo shock energetico che abbiamo tutti vissuto nell'ultimo biennio ci ha fatto capire quanto fragile sia il sistema energetico nazionale, con una forte penetrazione delle fonti fossili che di fatto hanno reso il tema e il problema della povertà energetica una realtà che sempre più famiglie sta appunto affrontando. E quindi quella che è la sfida che in qualche modo noi dobbiamo affrontare nei prossimi anni è quella di conciliare energia e ambiente. Quindi bisogna considerare tutti i benefici ambientali, sociali e economici nel loro complesso quando si compiono delle scelte di politica energetica e di politica ambientale. Però insomma cerchiamo anche di capire da dove siamo partiti. Sicuramente non possiamo non ricordare il processo legato al New Green Deal della politica europea, che di fatto punta alla decarbonizzazione dell'economia e dei consumi energetici, che ha aperto comunque una strada a tutto il sistema foresta, legno, energia, dando nuove opportunità di sviluppo in cui si inserisce chiaramente anche la filiera da noi rappresentata. Tra l'altro la direttiva RED 3 ha dato comunque il via libera ad un nuovo traguardo in termini di rinnovabili, che dovranno raggiungere il 45% dei consumi finali di energia al 2030 contro l'attuale 32%. E in questo contesto comunque, a nostro avviso, una maggiore integrazione della politica energetica nazionale con quelle che sono le politiche forestali, del clima e dell'ambiente, e chiaramente della bioeconomia circolare, consentirà al nostro Paese, solo in questo modo consentirà al nostro Paese di raggiungere gli obiettivi che abbiamo e assolvere i nostri impegni. Tra l'altro la filiera foresta, legno, energia, proprio improntata alla sostenibilità e a quello al quale noi puntiamo, permette di operare comunque in un quadro di una politica energetica e di gestione forestale integrata, che consente di mantenere quelli che sono i presidi ecosistemici, ma di puntare anche alla transizione ecologica, alla transizione energetica e al rispetto di quelli che sono insomma quello che sono le condizioni di mercato vigenti. Quando parliamo di politica energetica non possiamo non ricordare il PNIEC, che è il Piano Nazionale Integrato Energia-Clima, che in qualche modo rappresenta poi l'elemento strategico e di politica appunto più importante. Come immagino sappiate, a luglio di quest'anno è stato inviata a Bruxelles la versione aggiornata di questo Piano Nazionale Integrato Energia-Clima, e purtroppo in questo piano si vede ridurre ulteriormente quello che è il ruolo delle bioenergie nel settore termico, che sono passate da 7,4 a 6,1 milioni di tonnellate equivalenti petrolio. Vi ricordo che però già nella versione del 2019 la Commissione europea ci aveva evidenziato come bisognasse riconoscere, anche in un'ottica di neutralità tecnologica, un adeguato contributo da parte delle biomasse. Ma perché è fondamentale, a nostro avviso, ma
e questo è quello che stiamo cercando di far arrivare anche ai decisori politici, puntare anche sulle bioenergie, proprio per centrare gli obiettivi. Infatti attualmente la copertura dei consumi finali lordi di energia termica da FER è ferma al 20%, più o meno ferma dagli ultimi 7-10 anni. Dobbiamo raggiungere il 37% al 2030. Quindi questo significa che nei prossimi 7 anni di fatto dobbiamo raddoppiare la quota di rinnovabili nel settore termico, ossia aumentare di 2,5% all'anno quella che è la quota di rinnovabili in questo settore, puntando sostanzialmente su pompe di calore, biomasse e biometano. E quindi capite che si tratta di un obiettivo sicuramente ambizioso. Noi tra l'altro abbiamo appunto stimato una possibilità di aumentare quello che è il ruolo delle bioenergie nelle politiche appunto energetiche, potendo puntare ad un obiettivo complessivo al 2030 di 16,1 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, come dicevo contro gli attuali 6,1 che sono contenuti all'interno del piano. Ma la cosa interessante è che di questi 16,5, 8,5 sono biomasse legnose, di cui una quota minoritaria 3,5 biomasse forestali, ma la quota più importante, 5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, sono il cosiddetto fuori foresta, cioè tutto quel legname che viene dalle siepi, dalle potature agricole, quindi c'è la possibilità di valorizzare, dando un valore economico anche a, diciamo, sottoprodotti che diversamente dovrebbero trovare un'altra collocazione. Tra l'altro, una cosa che insomma ricordiamo è che anche le bioenergie in generale, questo è un calcolo che noi abbiamo fatto partendo dai dati del conto termico pubblicati dal GSE, sono in termini di investimento pubblico e le rinnovabili più virtuose, intese come investimento pubblico per energia che riesco a produrre. Infatti per produrre, questi sono appunto dati che noi abbiamo elaborato, un KTEP, che in questo momento insomma non è importante sapere, però un'unità di energia di calore rinnovabile con le biomasse sono stati investiti 2,1 milioni di euro. Per produrre la stessa energia con le pompe di calore, sempre attraverso il conto termico, abbiamo investito più del doppio. Quindi si investe meno denaro pubblico per produrre più calore rinnovabile. Tra l'altro, una cosa che ricordiamo è che se noi potessimo utilizzare il potenziale che noi abbiamo stimato, sarebbe possibile evitare l'importazione di oltre 10 miliardi di metri cubi di gas metano, che è una quota comunque significativa del nostro utilizzo. Tra l'altro, come sapete, la politica europea e anche la politica nazionale punta decisamente all'elettrificazione anche dei consumi termici, e questo ha una sua ragione d'essere. Tuttavia è bene che siamo consapevoli da dove viene prodotta l'elettricità, da cui anche ci scaliamo, e in questa slide lo vediamo in maniera abbastanza chiara. Vedete in maniera insomma direi inequivocabile che la maggior parte dell'elettricità viene prodotta dal gas in Italia, e questo è vero soprattutto nel periodo invernale. Vedete lo vedete nell'istogramma nella parte alta, vedete che il gas è appunto la fonte fossile da cui produciamo energia elettrica, che poi viene destinata anche alla produzione di energia termica. Quindi è bene ricordare come il nostro paese sia fortemente dipendente dall'importazione di gas. Invece vedete che le rinnovabili impiegate per la produzione di energia elettrica sono comunque sicuramente minoritarie. Andiamo quindi avanti, un breve accenno su quella che è la qualità dell'aria. Lo dico perché siamo nel bacino padano. Il bacino padano insomma rappresenta un contesto particolare. Innanzitutto dobbiamo ricordarci che l'aria è comunque un bene comune ed è essenziale salvaguardarla, tutelarla e soprattutto migliorarla al fine di proteggere la salute umana. Tra l'altro l'OMS sta avanzando in maniera anche corretta delle politiche per tutelare ulteriormente la qualità dell'aria e quindi la salute dei cittadini. Come si inserisce il riscaldamento nell'ambito della tutela di qualità dell'aria? Innanzitutto evidenziamo che un rapporto della Commissione europea ha riportato come in Europa un impianto su 4 sia stato installato per la produzione di energia termica, quindi tutto gas e tutto quello che è stato installato prima del 92. Questo dato è confermato anche per l'Italia, in cui oltre il 20% del riscaldamento ha più di 30 anni. Questo significa che dobbiamo sostituire i nostri sistemi di riscaldamento puntando
soprattutto e anche all'installazione di impianti a biomassa. Tra l'altro il bacino padano rappresenta un contesto particolarmente sfavorevole, possiamo dire, per la qualità dell'aria in termini di orografia e di ventosità. Tra l'altro rappresenta circa il 13% della superficie nazionale, in cui risiede il 40% della popolazione e si produce il 50% del PIL nazionale. Quindi insomma in un'area tutto sommato ridotta c'è una elevata concentrazione di attività produttive. Vediamo invece il riscaldamento a legna come si inserisce in questo contesto di qualità dell'aria. Innanzitutto un dato che fa la panoramica di quella che è la situazione dell'installato. Il parco generatori installato a biomassa attualmente è composto da circa 8 milioni di apparecchi e caldaie a biomassa, in calo di circa il 10% dal 2010, e consumiamo all'incirca, poi dipende chiaramente perché il consumo è influenzato da numerosi fattori, da 14 milioni di tonnellate di biomassa legnosa, prevalentemente legna da ardere, circa 3 milioni di tonnellate sono pellet e la parte residuale è rappresentata dal cippato. In questi anni l'installazione di questo parco installato ha subito una profonda evoluzione tecnologica e il turnover ha interessato gli apparecchi tradizionali, come per esempio i camini aperti, e invece i camini tradizionali, i sistemi di riscaldamento tradizionali a legna, e è cresciuta molto la quota di impianti a pellet, che da un punto di vista tecnologico sono sicuramente quelli più performanti. Però questo è un dato insomma certo e noto: dopo il traffico, l'agricoltura e l'industria, la combustione domestica della legna, soprattutto in apparecchi tecnologicamente obsoleti, è ancora oggi una delle principali fonti di PM10 misurato in atmosfera in inverno, e in questo incide molto l'età del parco installato. Infatti vedete in questa slide come oltre il 68%, quasi il 70% degli impianti a biomassa installati in Italia hanno più di 10 anni. Quindi questo significa che 2 impianti su 3 devono essere rinnovati. Infatti circa il 95% di tutto il PM10 è prodotto da apparecchi tradizionali a legna che non sono più compatibili con i sistemi di miglioramento della qualità dell'aria. Tuttavia, però, il turnover tecnologico, come vi dicevo, è stato importante e significativo, e c'è stato dal 2010 ad ora una riduzione delle emissioni di particolato da questo segmento del 40%, e questo è un dato significativo. È però importante accelerare ulteriormente il turnover tecnologico, perché è possibile, grazie appunto alla sostituzione dei vecchi impianti, ridurre in maniera significativa quelle che sono le emissioni di particolato, quindi garantendo energia rinnovabile e protezione e miglioramento della qualità dell'aria. Le tecnologie moderne sono assolutamente tecnologie di eccellenza. Qui vedete un confronto tra quelle che sono le emissioni di polveri per ogni, in questo caso per 70 kg di legno utilizzato, e vedete come per esempio un camino aperto abbia delle emissioni che non sono assolutamente comparabili con quelle di una moderna tecnologia. Qui tra l'altro vi riporto quello che è l'emissione dell'impianto di Seren del Grappa, che vedrete poi tra le esperienze. Vedete che le emissioni sono comparabili a quelle in termini di particolato a quelle del metano. Qual è la soluzione? La soluzione è data di fatto da 2 fattori: dalla rottamazione, quindi sostituire i vecchi impianti, ma anche fondamentale la scolarizzazione dell'utente finale, perché proprio come agisce l'utente finale e come interagisce l'utente finale sulla stufa è fondamentale. Tra l'altro ci sono una grande variabilità di prestazioni, soprattutto sugli apparecchi manuali a legna. Basti pensare che per esempio utilizzare legna stagionata rispetto a legna non stagionata consente di ridurre le emissioni di polveri di oltre il 50% e di carbonio organico di oltre il 70%. Vediamo se avevo... Perfetto. Quindi oltre a questo poi è importante utilizzare chiaramente biocombustibili certificati, perché questo consente di ridurre l'impatto sulla qualità dell'aria. È importante però anche riconoscere e affidarsi a schemi di certificazione forestale che rappresentano di fatto una garanzia della provenienza e della gestione sostenibile legata all'approvvigionamento di quei combustibili. Vediamo adesso il collegamento tra biocombustibili legnosi e territorio. Forse devo fare così. Perfetto. I dati sulle foreste li ha già presentati il professor Pettenella, quindi chiaramente io non voglio ripeterli, però il dato appunto sul quale vorrei in qualche modo anch'io riportare la vostra attenzione sono
è il significato di questi dati. Innanzitutto abbiamo già detto che in Italia si preleva molto meno rispetto alla media europea, e un altro dato abbastanza poco confortante è che solo sul 15% della superficie ci sono piani di gestione forestale. La pianificazione è fondamentale, è indispensabile per tutelare e valorizzare le funzioni ecosistemiche del bosco e per alimentare in modo sostenibile tutte le filiere produttive di beni e di utilità. Questo è un elemento importante. Però che cosa ci dicono i dati della superficie forestale? Che appunto la superficie forestale è ben lontana da una condizione di sovrasfruttamento, ma in realtà i boschi soffrono di un cronico abbandono che è comunque causa di fenomeni di instabilità idrogeologica, di perdita di valore ambientale e di povertà economica. Tra l'altro rischiamo anche di perdere molte delle funzioni che il bosco ha se non vengono correttamente pianificati e chiaramente correttamente gestiti. Poi chiaramente l'abbiamo già ricordato anche nelle premesse, nelle presentazioni dell'evento di oggi, chiaramente non possiamo non ricordare la crisi climatica in atto, che tra l'altro sta aumentando la frequenza, l'estensione e la severità degli eventi estremi, e a questo contribuisce anche una gestione inadeguata o del tutto assente del bosco, che così diventa più vulnerabile. L'abbiamo visto con Vaia, di cui ricorrono in questi giorni i 5 anni, e poi con il successivo diffondersi del bostrico, che sta mettendo fortemente in difficoltà non solamente gli ecosistemi forestali, ma anche chiaramente conseguentemente tutto il settore e gli operatori. Però nell'ambito, diciamo, di una gestione forestale sostenibile del patrimonio boschivo ci si può chiedere come si inserisce la filiera legno-energia. Chiaramente questa è una domanda, è la domanda che molti si pongono, ed è una domanda alla quale bisogna dare una risposta chiara e soprattutto univoca, partendo dalla consapevolezza proprio che la qualificazione della filiera foresta legno-energia a scala locale e regionale rappresenta uno degli obiettivi strategici indicati all'interno della strategia forestale nazionale, come strumento proprio per contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici di decarbonizzazione, e acquisisce particolare importanza soprattutto nell'ambito di contesti socio-economici delle aree interne e delle aree marginali. Questo noi lo possiamo definire il cosiddetto miracolo del legno. Infatti una filiera sostenibile che è basata su quello che viene comunemente nominato uso a cascata della biomassa consente di utilizzare in maniera efficiente e circolare, ma soprattutto di utilizzare meglio e in perfetta integrazione con nei vari segmenti appunto il legno, sia da un punto di vista bioenergetico, integrandolo con quelle che sono le pratiche agricole, forestali e anche della produzione industriale del territorio. Tra l'altro è bene ricordare che non tutta la biomassa che viene prelevata in foresta nel corso delle normali operazioni forestali può trovare una collocazione nel settore industriale, e proprio lì è fondamentale che ci sia anche una filiera energetica, in modo da chiudere il cerchio appunto della filiera forestale. Tra l'altro un uso più efficiente a cascata delle biomasse permetterebbe comunque di aumentare tutto il valore intrinseco dei boschi nazionali, dei boschi veneti, contribuendo anche a stabilizzare la filiera locale del legno. Una cosa che vi dico è che la biomassa, tra l'altro, e l'uso energetico delle biomasse è anche strategico proprio per valorizzare quella biomassa legnosa, come dicevo all'inizio, del cosiddetto fuori foresta, quindi che proviene magari dalla manutenzione degli alvei fluviali, della rete elettrica. Questo è fondamentale proprio perché anche nei momenti di gli eventi climatici estremi è possibile in qualche modo prevenire la severità di questi eventi grazie anche a una manutenzione degli alvei e della rete elettrica, dando una valorizzazione anche economica a questa biomassa. Una cosa che vorrei ricordarvi, qui non l'abbiamo indicata nella slide, è che ci sono alcuni studi austriaci che dimostrano, per esempio, abbiamo parlato all'inizio, il professor Pettenella ha parlato dell'importanza dell'edilizia, di utilizzo del legno nell'edilizia. Degli studi austriaci hanno dimostrato come gli scarti di legno che si producono per produrre una casa in legno consentono di scaldare quella stessa casa per oltre 70 anni, solo per farvi capire come la circolarità appunto di un utilizzo di una risorsa sia fondamentale. Quindi se voi vi producete una casa in legno con gli scarti, quindi la segatura, i refili che derivano da tutto ciò, è possibile riscaldare quella stessa casa per oltre 70 anni. Insomma, questo è un elemento che vi dà il valore del miracolo del legno, della circolarità del legno. E arriviamo adesso alla gestione forestale
e la sostenibilità degli usi energetici, cioè il position paper che abbiamo creato e prodotto nell'ambito del tavolo di filiera legno del MASAF, a cui hanno aderito numerose sigle, tra cui chiaramente anche Confartigianato, che ha dato insomma il suo contributo anche operativo nella stesura di questo position paper. Quindi dalla consapevolezza che è poco diffusa e anche probabilmente abbastanza spesso oggetto di mistificazione, che i settori produttivi, insomma, collegati alla filiera legno hanno un ruolo strategico nel panorama nazionale, è nato appunto questo position paper con l'obiettivo di cercare di superare quelli che erano degli approcci divisivi che molto spesso anche all'interno del settore forestale si potevano e si possono in qualche modo evidenziare, per dare appunto un approccio sistemico, una visione sistemica anche dell'utilizzo energetico. Due parole sul tavolo di filiera legno, foresta legno all'interno del Ministero. Questo tavolo riunisce le componenti della filiera forestale e coordina, diciamo, le diverse politiche. È possibile creare dei gruppi di lavoro specifici, è stato creato un gruppo di lavoro dedicato all'utilizzo energetico delle biomasse legnose, composto da numerosi soggetti che qui vedete appunto elencati, anche abbastanza diversificati, quindi dagli schemi di certificazione, organizzazioni agricole, associazioni ambientaliste, associazioni del legno come appunto Confartigianato, Federlegno, Assocarta, FIPER, quindi insomma un mondo direi abbastanza variegato. E da dove siamo, diciamo, partiti? Siamo partiti dalla necessità che bisogna dare valore al bosco. Che cosa significa dare valore al bosco? Significa riconoscere le sue funzioni fondamentali, conciliando le esigenze di conservazione e le necessità di gestione. Infatti una filiera sostenibile basata su un uso a cascata della biomassa consente un utilizzo efficiente e circolare delle risorse, e questo permette di aumentare il valore prodotto dai boschi italiani e contribuisce a stabilizzare la filiera locale e nazionale del legno, limitando le importazioni non solamente di combustibili fossili ma anche e soprattutto di legname, che come abbiamo visto nella relazione del professor Pettinella molto spesso viene importato da altri paesi. Mi avete fatto andare direttamente alle conclusioni? Sto parlando troppo. Era un massaggio. Comunque mi avvio insomma verso le conclusioni. Sicuramente ci sono dei pilastri fondamentali che caratterizzano un uso efficiente e circolare del bosco. Innanzitutto è possibile garantire lo sviluppo delle economie locali. Tra l'altro, a parità di energia prodotta, la filiera legno-energia consente ricadute occupazionali molto maggiori rispetto per esempio all'utilizzo dei combustibili fossili. Consente di mantenere il patrimonio forestale. Molta della biomassa che viene residuale, che viene dalle operazioni di prevenzione di incendi, può essere e deve essere valorizzata da un punto di vista energetico, perché difficilmente trova collocazione in altre filiere. Poi non possiamo non ricordare il ruolo fondamentale della gestione forestale nell'ambito della mitigazione del cambiamento climatico. Arriviamo quindi alle 10 misure che sono state delineate nell'ambito di questo position paper, anche perché vogliamo evidenziare come la produzione di calore e di energia elettrica in cogenerazione ad alto rendimento possa essere sviluppata ulteriormente senza creare competizione con altri possibili utilizzi della risorsa legnosa, proprio perché l'utilizzo energetico rientra in un utilizzo di uso a cascata, in una valorizzazione uso a cascata e la circolarità appunto delle utilizzazioni forestali. Questo è il decalogo, è abbastanza, adesso io magari non ve lo dico, non ve lo elenco tutto, però sarebbe fondamentale creare una cabina di regia e quindi un coordinamento tra i ministeri che hanno competenze nelle politiche energetiche, agricole e forestali e delle industrie. Bisogna ridefinire il ruolo delle biomasse nel PNIEC, bisogna creare un osservatorio degli usi energetici per sapere anche dove viene destinato, dove vengono destinate le utilizzazioni boschive. È poi fondamentale in qualche modo promuovere
filiere strettamente connesse con il territorio e quindi privilegiare quegli impianti di produzione di energia termica e di energia elettrica che abbiano una stretta connessione con il territorio, proprio perché questo è uno degli elementi che consentono di creare valore, di tenere questo valore sul territorio. Mi avvio verso le conclusioni perché credo di aver parlato più di quanto volessi. Allora, innanzitutto lo ricordiamo, la valorizzazione energetica legnosa ha il privilegio di utilizzare una fonte rinnovabile locale, creando quindi un valore aggiunto che rimane praticamente tutto sul territorio, dando valore insomma ai cittadini e dando valore appunto per le popolazioni locali. Nell'ambito di una gestione circolare delle risorse con la valorizzazione dell'uso a cascata non si deve creare competizione tra la valorizzazione energetica e il tessuto industriale, proprio perché questa rientra in una circolarità delle risorse. Gli strumenti per una silvicoltura responsabile ci sono e sono attuati, ma è importante comunque sostenere l'associazionismo. Abbiamo visto prima nella relazione del professor Pettenella quanti passi avanti siano stati fatti anche nelle politiche. Gli accordi di foresta sono fondamentali e soprattutto bisogna promuovere la pianificazione forestale. Rimane comunque aperta, almeno per noi, la sfida relativa alla comprensione da parte del cittadino e delle istituzioni dell'importanza del presidio del territorio e delle attività silvicolturali. Per quanto riguarda la qualità dell'aria, abbiamo visto che grazie ai moderni sistemi di riscaldamento che sono compatibili con la qualità dell'aria, quindi con i processi di ammodernamento, è possibile conciliare energia e ambiente. Bisogna però accelerare il turnover tecnologico. Questo è possibile grazie al conto termico, che è l'incentivo di riferimento per la riqualificazione energetica, in cui si promuove proprio la sostituzione dei vecchi impianti, e spesso conto termico viene abbinato con bandi regionali come quello che è stato attivato dalla Regione del Veneto, che ha appunto aggiunto una quota di finanziamento rispetto al conto termico proprio per accelerare ulteriormente questo miglioramento del parco installato. Tra l'altro le biomasse, i combustibili legnosi sono una soluzione, rappresentano una soluzione anche concreta e tangibile a quello che è la povertà energetica, tuttora drammaticamente purtroppo presente. In Italia ci sono oltre 2 milioni di famiglie in povertà energetica e circa 5 milioni di persone hanno difficoltà a riscaldare adeguatamente la propria abitazione. Le famiglie più a rischio sono quelle che utilizzano nel mezzogiorno ma che utilizzano gas naturale. La situazione è un pochino migliore nel caso in cui si utilizzino appunto combustibili legnosi, per cui bisogna puntare anche a questo perché sono una soluzione. Tra l'altro per noi è fondamentale riconfermare e renderla possibilmente strutturale l'aliquota IVA al 10% sul pellet, perché questo dà comunque un aiuto a oltre 2 milioni e mezzo di famiglie che utilizzano il pellet per riscaldarsi in maniera, se non esclusiva, sicuramente prevalente. Per cui che cosa possiamo dire proprio in definitiva? Sicuramente che il territorio veneto è un territorio di eccellenza, che è ricco di esempi virtuosi, dove una buona gestione forestale, pianificata e molto spesso anche certificata, realizzata per produrre beni durevoli, garantisce comunque la valorizzazione energetica degli scarti di produzione di biomassa da filiere corte e locali, in sistemi altamente tecnologici e non inquinanti. E in questo caso le filiere del legname si inseriscono perfettamente, si integrano perfettamente con quelle energetiche. Tuttavia spesso queste sono iniziative che sono lasciate alla buona volontà del singolo in assenza di vere e proprie politiche dedicate, quindi insomma l'appello è anche quello di fare squadra. È sicuramente necessario anche per la regione del Veneto, per il territorio veneto, progettare insieme il sistema foresta legno del futuro. Serve quindi un cambiamento, possiamo dire, strutturale, con una sorta di cabina di regia che si basi su un coordinamento e una condivisione delle politiche industriali, energetiche e ambientali proprio collegate alla foresta. Questo per noi insomma è l'elemento fondamentale e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Annalisa Panitz, il contributo che ha dato alla nostra discussione. Ora abbiamo in scaletta il terzo intervento del primo blocco, del primo blocco, che ci offre, come dire, una visione diversa e laterale, come si usa dire in questi casi, della questione. Ce lo proporrà Adriana Miotto, che come vedete ha già raggiunto la postazione LGO, che è fondatrice e legale rappresentante di una società che si chiama Just Good Tourism.
E quindi già dal nome avete capito che ci introdurrà un elemento di discussione relativo alla valorizzazione del nostro patrimonio boschivo e del legno attraverso la sua lavorazione artigianale, collegandola alle esperienze turistiche di cui sempre più spesso i visitatori della nostra regione vanno in cerca. Dico bene? Assolutamente. Buongiorno a tutti, ringrazio ovviamente Confartigianato per questa opportunità, soprattutto i colleghi che mi hanno preceduto perché mi hanno aperto un mondo e la mente, tant'è che insomma adesso lo vedremo anche durante questo mio breve intervento sul quanto diciamo, le due filiere, i due settori dovrebbero dialogare e cooperare diciamo, sempre di più. Io mi presento, mi chiamo appunto Adriana Miotto, rappresento la mia azienda Just Good Tourism, ci occupiamo di turismo e nello specifico di fare consulenza e creare diciamo, progetti innovativi e sostenibili sia per destinazioni turistiche ma anche per imprese, imprese non solo del settore ma anche imprese che vengono da altri settori proprio per cercare di portarle nel magico mondo del turismo. Il mio intervento sarà molto meno tecnico e quindi un po' mi scuso per questo, ma vi porto appunto, la mia idea è quella di portare degli spunti e alcune immagini di come questi due mondi possono dialogare tra loro. Inizio nel raccontare un po' che cosa cercano i turisti oggi. Il turismo negli ultimi anni è cambiato drasticamente e questo ancora prima diciamo del Covid. Il Covid ha portato ulteriori altri cambiamenti, no? Ma se pensiamo agli ultimi decenni, prima si parlava di poche tipologie di turismo, no? Di qualche, proviamo a pensare anche alla vacanza al mare, no? La vacanza in montagna, quindi la classica diciamo vacanza estiva o invernale. Oggi invece parliamo di molteplici turismi, no? E di molteplici tipologie di turisti. Il turista oggi quindi cerca un'immersione, delle storie, ma anche appunto delle esperienze, quindi entriamo nel concetto dell'esperienza turistica, dove si vuole proprio immergere nel territorio, nella cultura e nelle tradizioni del posto che va a visitare. Il primo messaggio che vorrei portare oggi è di non confondere le risorse con prodotti turistici. Vi faccio alcuni esempi, no? Partiamo da, per esempio, qui c'è un'immagine non a caso di un grappolo d'uva. Se pensiamo proprio alla viticoltura, forse è stato uno, no, dei primi settori che si è poi approcciato al turismo, tant'è che oggi parliamo, no, di enoturismo, e sicuramente è uno di tipologie di turismo più sperimentali, creativi e innovativi, del quali i territori stanno sperimentando. Vi faccio degli esempi. Non a caso vi ho portato non l'uva, per esempio, come esempio, ma il latte, proprio per iniziare a uscire fuori un po' dai soliti schemi. Allora abbiamo il latte è una risorsa che la trasformiamo in un prodotto che è il formaggio. A questo segue cosa? La degustazione, no? La degustazione dei formaggi. Ma oggi la degustazione dei formaggi, che fino a qualche, magari anno fa, già quella sembrava una grande esperienza innovativa, non è più sufficiente, perché oggi il turista invece cosa vuole fare? Vuole proprio immergersi nell'esperienza della creazione del formaggio e quindi essere proattivo nella creazione, quindi mettere proprio le mani al lavoro. E oggi tutti i territori, noi lavoriamo in tutta Italia e anche in Europa, e questo è proprio uno degli elementi centrali delle strategie turistiche di oggi, cioè proprio quello di dire, oltre al classico prodotto turistico, proviamo a creare appunto dei prodotti turistici o delle esperienze alternative e creative. Queste esperienze, che cosa vuole il turista? Vuole sicuramente qualcosa di nuovo, e questo qualcosa di nuovo è qualcosa che prima non può provare, no? E quindi di conseguenza, adesso lo vedremo, noi dobbiamo anche essere bravi nel raccontare queste esperienze, quindi a invogliarlo a venire a fare questa esperienza e quindi poi a raccontarlo. Il luogo e la destinazione è parte intrinseca dell'esperienza, e poi vedremo appunto come per esempio i boschi sono palcoscenico di molteplici esperienze, no? Come le vigne per esempio.
L'esperienza è spettacolo, palcoscenico, emozioni, quindi anche l'abilità di costruire le emozioni. Adesso vi farò vedere uno schema di come si costruisce un'esperienza turistica e vedrete che è molto più complesso di quanto si possa pensare. Purtroppo diciamo, siamo un po' tutti turisti, no? Nella nostra vita almeno una volta nella vita lo siamo stati, sicuramente anche più di una, e questo purtroppo porta a volte un po' alla banalizzazione del settore, no? Quindi si pensa che un po' tutti possono fare turismo e un po' tutti possono improvvisarsi creatori di servizi o di esperienze turistiche. In realtà è si dice insomma uno dei fenomeni più complessi, delle industrie più complesse che il mondo sta vivendo. Vi faccio appunto, vi do degli spunti. Innanzitutto, come si innesca il desiderio dell'esperienza? Quindi, prima parlavamo del formaggio, no? E dei caseifici, ma possiamo parlare anche appunto delle cantine. Come io faccio invogliare il mio turista, il mio visitatore, che probabilmente è anche qui. Il visitatore chi è? Il mio cliente? Colui che è interessato strettamente al prodotto o è il turista che vuole fare l'esperienza? Anche qui ho già due tipologie di pubblici diversi, no? Che quindi devo capire come intercettare. Chi interviene per rendere possibile l'esperienza? Appunto qui si parlava per esempio prima di tavoli, poi ci tornerò. È sempre più necessario fare dei tavoli di lavoro a livello di destinazione turistica, no? Di destinazioni turistiche, dove i vari mondi che probabilmente mai penserebbero di dover dialogare e progettare insieme, in realtà diventa fondamentale. Vi faccio un esempio, adesso incomincio a farvi anche degli esempi un po' pratici. Settimana scorsa ero nella provincia di Brescia e stavamo lavorando con la strada del vino del Franciacorta. Allora, se io dico Franciacorta, penso che sia un brand, no? Estremamente noto, conosciuto, affermato. Quindi tutti noi magari potremmo pensare che dietro a questo territorio c'è, oltre all'offerta vitivinicola, c'è anche un'offerta, quindi poi della cantina in sé, c'è anche la visita della cantina, c'è dietro anche una costruzione, un'offerta turistica, un'esperienza turistica. In realtà non è assolutamente così. Ok, e questo perché? Perché i mondi in realtà non dialogano, perché magari il consorzio non dialoga con la strada e perché l'associazione degli albergatori non dialoga con la strada del vino, piuttosto che i vari comuni tra di loro non dialogano tra di loro, ok? E quindi a volte in realtà non si pensa di dover interagire e in realtà è il primo punto di partenza. Poi nel momento in cui noi facciamo un'esperienza, quindi adesso io vi chiedo di mettervi proprio la giacca del turista, no? E quindi immaginandovi nel fare un'esperienza, bisogna capire proprio come progettarla, e va progettata un po' come uno spettacolo fondamentalmente, come un film, come un libro, quindi un'introduzione, quindi come accolgo il turista. Per Mestiere noi facciamo anche i cosiddetti mystery guest, no? E quindi andiamo a provare alcune esperienze. Vi faccio un esempio. Abbiamo fatto delle visite durante il Festival del Trento Doc, quindi incominciando ad entrare, no, nell'esperienza appunto in questo caso delle cantine, si entra dentro e già lì come la persona che fa vino, fondamentalmente produce vino dalla mattina alla sera ed è una probabilmente delle persone più preparate del settore, però in realtà è in difficoltà in quel momento nell'accogliere l'ospite, nell'accogliere il turista. E per esempio una delle prime cose che ci siamo resi conto è stato il fatto di non chiedere chi aveva davanti, chi era il proprio turista. E nel nostro gruppo, per esempio, in quel caso c'erano persone tutte molto preparate nel settore, quindi turisti che avevano già visitato e fatto queste esperienze molteplici volte. Ecco che quindi ha basato tutto il racconto e la visita alla cantina con un registro linguistico che era completamente sbagliato, era troppo didascalico ed era troppo raccontava delle cose che in realtà già tutti noi sapevamo sul processo produttivo. E forse in realtà noi eravamo interessati a qualcosa di più. Viceversa, il gruppo successivo erano dei ragazzi che erano lì, lo dico in modo molto onesto, per farsi la degustazione di vino, punto, e quindi non sapevano nulla, del processo produttivo, e in quel caso forse invece il linguaggio sarebbe dovuto essere addirittura più semplice.
proprio per, diciamo, far capire, passare meglio il messaggio di quello che si fa all'interno di una cantina. Quindi anche il benvenuto, l'atmosfera, quando entriamo dentro ad un ambiente, e questo può essere, io sto parlando di cantina, ma può essere il laboratorio di un artigiano, può essere una bottega di un artigiano, no? Cioè io entro dentro e la devo sentire questa atmosfera, e già quello ho già incominciato a catturare l'attenzione del mio turista. Poi dopodiché questa esperienza sale, no? E io devo essere bravo a costruire questo percorso. Provate a pensare anche solo banalmente ai percorsi che facciamo ad Ikea, ai percorsi che facciamo in autogrill. Cioè se voi pensate che siano, come dire, dati, ma immagino che lo sapete meglio di me, dati dalla natura del caso, non è assolutamente così. Tutte le sale che noi facciamo, no, sono progettate nel minimo dettaglio proprio per creare questa esperienza e per invogliare poi il cliente a fermarsi in alcune sale di più piuttosto che in altre, e poi per arrivare, no, al processo d'acquisto. Arriva poi a un certo punto il momento wow, no? Che è il momento, diciamo, che coglie assolutamente l'attenzione del nostro turista, e qui dobbiamo essere bravissimi nel capire quando collocare questo momento wow. Non può essere troppo prima, non può essere neanche diciamo troppo tardi, e da lì però riuscire a mantenere, diciamo, questo livello emotivo fino alla fine per l'appunto dell'esperienza. Ecco, questo per dire che il nostro ospite, quindi noi quando viaggiamo, no, abbiamo una serie di aspettative, abbiamo una serie di desiderata. E cosa cerchiamo? Appunto originalità, ma anche sicurezza, per esempio, no? Soprattutto se parliamo di esperienze dove dobbiamo fare delle cose, no? È importantissimo che il luogo sia sicuro. Professionalità, ispirazione, territorio, evasione, e tutto questo però noi dobbiamo trasferirlo all'operatore, a chi ci sta accompagnando in questa visita. Ve ne avrei parlato dopo, ma anticipo questo tema. Faccio un esempio: Val di Non. Se dico Val di Non, che cosa vi viene in mente? Mele, ok? Mele, Pomaria. Ok, un evento turistico che aiuta tra l'altro la Val di Non anche a destagionalizzare, insomma a creare qualcosa di diverso in un periodo che altrimenti diciamo non è sicuramente di alta stagione. E dietro a questo ci sono i meleti, c'è una mela, quindi vedete che non c'entra nulla appunto con il turismo, e c'è una strada delle mele, oltre che insomma un'azienda leader che sicuramente insomma che conosciamo tutti, che è Melinda, che spinge e crede soprattutto nel connubio tra i due settori. Quando parliamo di esperienze turistiche o di prodotti turistici, ricordiamoci sempre che ci sono due componenti fondamentali. La prima è la cosiddetta infrastruttura, cioè ciò che rende realmente possibile, diciamo, la costruzione dell'esperienza. Quindi adesso vi farò vedere degli esempi, proviamo a pensare diciamo appunto ai boschi e ai sentieri, quindi il fatto che ci sia il sentiero, che il sentiero sia mantenuto, che ci sia una segnaletica, che ci sia una cartellonistica, che ci siano delle guide preparate, eccetera eccetera. E poi però da questo dobbiamo aggiungere per l'appunto l'emozione, la parte diciamo più soft, e quindi anche preparare appunto chi ci accompagna in questa esperienza a saper raccontare l'esperienza che si sta facendo. Allora adesso io vi faccio una domanda, e se a questa slide, no, con queste immagini c'è il latte, se provassimo a sostituire al latte il legno, che cosa verrebbe fuori? Al posto del formaggio che cosa ci sarebbe? Al posto della degustazione del formaggio di sicuro non possiamo fare la degustazione di legno, possiamo non usarlo forse il legno, e alla lavorazione del formaggio cosa ci sarebbe? Quindi quali esperienze possibili? Io adesso vi do delle suggestioni, no? Ma io penso che l'idea anche di Confartigianato sia quella di dire, al di là di questo momento, no, di condivisione, e poi di dire bene, mettiamoci all'opera, no? E immaginiamo realmente quali tipologie di esperienze si possono creare. Allora partiamo dal palcoscenico, no? Se uno dice legno pensa a bosco. Prima abbiamo visto che appunto il nostro patrimonio boschivo insomma è estremamente importante. Parlando di turismo, se io penso appunto alle destinazioni balneari penso alla spiaggia e penso al mare, se io penso alle destinazioni montane è ovvio che penso al bosco, ed è lì dove avvengono la maggior parte delle esperienze turistiche. Ora, come però
cambiamo e facciamo delle esperienze turistiche diverse all'interno del bosco che ci avvicinano al mondo legno e che ci facciano conoscere meglio il mondo legno? Questa secondo me, no? È un po' la domanda alla quale dovremmo provare a rispondere. Oggi si parlava di salute forestale, oggi un grandissimo trend, questo anche soprattutto post-Covid, tutto ciò che riguarda il concetto della salute, no? Del benessere, ci metto dentro anche la parola mindfulness di cui oggi, no? si sente molto parlare. Il bosco questo si presta moltissimo, no? a essere appunto questo set per creare tutta una serie di esperienze turistiche, che sia da camminare a piedi nudi in mezzo al bosco, che sia al forest bathing, che sia a fare meditazione, yoga o altre pratiche all'interno del bosco, ma anche l'orienteering, piuttosto che alle escursioni di notte con le lanterne. Attenzione che poi io adesso sto parlando di palcoscenico, no? Io ho la fortuna di coordinare una rete, un network nazionale che riunisce le destinazioni balneari più importanti d'Italia, che quindi vanno da Taormina a Sorrento a tutta la Costa Smeralda, eccetera eccetera. E noi parliamo molto, no, di ambiente, inteso in che senso? Che la motivazione principale di visita del nostro visitatore è per l'appunto la spiaggia. Una spiaggia, oggi viviamo dei grossissimi problemi in termini di erosione costiera, no? E quindi ci stiamo incominciando a chiedere, ma tra qualche anno probabilmente non avremo più tutto questi chilometri di spiagge e di costa, e quindi quale sarà l'altra motivazione di visita? E questo è un tema. Il secondo tema, sulla quale stiamo lavorando con tantissime destinazioni, in primis la Costa Smeralda, è invece il tema dell'innalzamento delle temperature. I turisti che oggi vanno a luglio e agosto in Costa Smeralda purtroppo la maggior parte del tempo non lo passano più al mare o in mare, ma lo passano in albergo con l'aria condizionata sparata. E quindi anche qui la domanda è: ma tra qualche anno i nostri turisti verranno ancora a luglio ed agosto? Forse no, forse arriveranno a settembre, ottobre, novembre, o forse arriveranno ancora prima. Ecco che però allora bisogna riorganizzare tutto il sistema, no? Quindi da prendere accordi con i vettorieri che creino dei trasporti in altre stagioni, lavorare con gli alberghi affinché tengano aperti, lavorare però non può essere solo l'albergo aperto, perché il mio turista si arriva e trova solo l'albergo aperto e non c'è il ristorante, non c'è il negozio, non c'è il prodotto, non c'è l'esperienza turistica, viene una volta, il prossimo anno dice: sai che c'è, mi sono annoiato a morte, io qui non torno più, no? Ok, tutto questo proviamo a riportarlo sulla montagna. La montagna, prima si parlava di neve, il problema neve, e quindi inventiamoci dei nuovi prodotti turistici che vadano al di là del classico sci. Oggi siamo andati addirittura oltre. Stiamo lavorando insomma in Val Comelico, che è una delle destinazioni che ha sofferto molto con il tema Vaia, e c'hanno al di là di tutti chiaramente i problemi molto maggiori rispetto a questo, quindi non voglio sminuire assolutamente, ma a noi ha creato un problema in termini proprio di palcoscenico dell'esperienza. La Val Visdende era uno dei luoghi più frequentati, il turista arrivava, faceva le foto, ok, vedeva gli alberi monumentali e aveva un'esperienza di un certo tipo. Oggi non dico che non si può più fare, perché non è vero, si può fare, anzi venite in Val Comelico, ma il paesaggio è cambiato. E quindi bisogna incominciare a capire quali altro tipo, ma questo anche appunto un po' di settimane fa eravamo in Trentino e in Alto Adige, anche lì per il Bostrico si vedono insomma dei boschi che sono diversi rispetto a quelli di anni fa. Ecco che quindi anche l'immagine turistica di alcuni territori cambia e sta cambiando, e dobbiamo capire come accompagnare questo percorso del nostro turista. Un altro esempio, prima si parlava di schemi di certificazione, vi porto un esempio appunto, cari colleghi della Paganella. Paganella, che per esempio è una destinazione, non so quanti di voi la conoscono, ma Paganella uno pensa anche al bike fondamentalmente, no? Soprattutto per questo prodotto insomma di cui sono leader nel mercato nazionale e anche europeo. Proprio per diversificare l'offerta hanno pensato alla creazione del parco del respiro, quindi anche qui al centro c'è il bosco, al centro c'è il legno, e vengono create tutta una serie di esperienze all'interno
appunto di questo set, e valore aggiunto è stata fatta una certificazione dove va appunto a certificare il sistema di gestione sostenibile del patrimonio forestale. Ora ci spostiamo a altri esempi completamente diversi. Qui invece vi porto all'esempio di proprio artigianato e turismo. Questo è un'iniziativa che è stata portata avanti da appunto Confartigianato della provincia di Brescia in collaborazione con la Camera di Commercio di Brescia e Visit Brescia, che è la DMO provinciale, dove è stato fatto proprio un progetto turistico che ha avuto un grandissimo successo ed è ancora attivo, dove si è proprio fatto innanzitutto prima tutta una parte di formazione agli artigiani su come aprire i propri spazi e poi successivamente a come creare appunto delle esperienze di come vi dicevo prima per accogliere il visitatore. E qui come vedete abbiamo esperienze di tutti i tipi. Prima si parlava di Mastro Geppetto, ecco che qui lo ritroviamo perché è un po' anche quello che il turista vuole, no? il mastro Geppetto, e questo è stato, diciamo, esperienze di diversa natura che vanno dal legno alla carta, ma anche agli orefici, quindi veramente sono stati presi artigiani di tutti i tipi. Anche Firenze ha fatto un progetto molto simile, andando a creare dei veri e propri itinerari all'interno della città, ok? Itinerari, quindi anche qui messe insieme dell'artigiano, insieme quindi formazione, creazione dell'esperienza, ma poi dietro hai bisogno del mondo ricettivo, formare per esempio tutti i receptionist che invoglino, no, il turista ad andare a fare quel tipo di esperienza, creazione di materiali, officillate, eccetera, eccetera. Quindi vedete che comunque poi dopo va fatto sistema e create delle reti. Una delle ultime suggestioni che voglio darvi invece è il legno come elemento vivo intrinsecamente legato al suo luogo, quindi legno come elemento di tradizione ed espressione di identità. Poi di settimane fa, perché ogni giorno, scusate, sono in un posto diverso d'Italia, ero a Carrara. Se dico Carrara? Marmo, perfetto. Ok, un convegno abbastanza simile a questo, e lì la domanda era come trovare una identità a Carrara da un punto di vista turistico. E io ho detto, ma che domanda è? Cioè, Carrara è il marmo? Cioè, quella è l'identità, nel senso, non è che dobbiamo inventarci delle cose, tante cose diverse, no? Ce l'avete già, un brand fortissimo, un prodotto fortissimo, vanno semplicemente anche qui messi insieme dei settori e delle filiere diverse. E quindi un turista che arriva a Carrara e vede marmo ovunque, dalle panchine piuttosto che dalle botteghe che ci sono in città, ma dai bar alle librerie con degli elementi di marmo nelle vetrine, perché sono la città del marmo. Io turista poi posso andare nelle cave e fare, diciamo, la visita guidata nelle cave, ma adesso hanno creato anche dei festival all'interno delle cave dove ci sono degli artisti, diciamo, che fanno delle performance e tu puoi copartecipare, diciamo, a questo festival. Ma gli alberghi, sono entrati in un albergo che era ovviamente tutto di marmo, no? Quindi in questo caso quello che è appunto il tema che voglio portarvi è di come appunto un prodotto può legarsi all'identità di un territorio e diventare poi e connetterlo al mondo turistico, anche perché poi dopo io compro ovviamente, no? E poi porto a casa, e poi quando vado in giro e parlo di Carrara parlo del marmo di Carrara, no? O posso parlare del legno di. E quindi qua vi porto un paio di esempi. I nostri cari amici, diciamo, dei paesi del nord d'Europa sono, ahimè, sempre molto più avanti di noi. Io parlo in ambito turistico, poi dopo non so in altri settori. E Visit Norway, che è, diciamo, l'agenzia nazionale del turismo norvegese, ha fatto questo progetto meraviglioso che si chiama Architettura norvegese, il nostro amore per il legno. E cosa ha fatto? Ha semplicemente messo a sistema tutto ciò che era connesso con il legno. Quindi partiamo non voglio pronunciarla male, dalla stavkirke, che sono i tradizionali intagli, diciamo, legati alle sculture su legno, a tutto ciò che riguarda gli hotel, le case, i ristoranti, basati appunto su diciamo dei design interni, ma anche legati all'edilizia basata sul legno. Ha creato
realizzato dei percorsi, dei itinerari panoramici con delle installazioni artistiche fatte in legno, ok? Questo era un altro progetto che era nato molti anni prima ed hanno semplicemente, cioè tutta una serie di cose che già c'erano, sono semplicemente state messe a sistema, valorizzando così il legno come identità culturale del paese Norvegia, e mettendo insieme anche la città mineraria norvegese, che è un sito UNESCO, con le proprie case di legno. Un altro esempio, siamo sempre purtroppo in Nord Europa, un ArcNat, che è un festival di architettura, dove qui per esempio che cosa si sono inventati? Hanno messo a sistema scuole di design, scuole legate al legno, e appunto è una destinazione turistica dove praticamente ciclicamente vengono realizzate queste opere, queste diciamo installazioni, dove il turista va e vuole appunto e ogni volta interagisce in un modo diverso con il territorio circostante. Quindi vedete che possiamo includere anche per esempio scuole, studenti, no? nei nostri progetti. Questo è un esempio che immagino tutti conosciamo, quindi non ne parlerò, anche perché dopo abbiamo un caso molto interessante e che quindi insomma lascerei spazio più al caso successivo piuttosto che a Artesella, ma questo anche qui per farvi capire come appunto le varie integrazioni di settore possono creare dei veri e propri casi di successo. E anche qui attenzione, da prodotto tra virgolette culturale, la sfida è stata di trasformarla poi in prodotto turistico, ok? Perché quando il turista viene, il visitatore, a vedere il parco, io però voglio che soggiorni, no? E che mi crei poi un impatto, un indotto economico sul territorio. Quindi vedete che poi c'è sempre anche un passaggio ulteriore. Finisco e vado verso le conclusioni. Appunto prima si parlava di edilizia, si parla di identità, si parla di legno come materiale sostenibile. Ecco, anche questo, no? Tantissime oggi strutture legate al mondo dell'ospitalità lo utilizzano come anche elemento di innovazione, di design. Quindi il legno non solo come elemento di tradizione, no? Pensiamo alle vecchie stube che troviamo in rifugi, che troviamo in montagna, no? Ma anche come elemento di innovazione e di distinzione rispetto ad altre strutture. E quando noi andiamo in montagna in determinati luoghi, la prima, quando entriamo e sentiamo, no, questo odore di legno, già quella siamo subito in vacanza, no? Ecco, allora io credo e mi chiedo quale può essere il passaggio successivo. Cioè io entro in questi ambienti e sento il legno, io però ho bisogno che qualcuno mi racconti da dove venga quel legno, chi ha prodotto, no, quegli spazi, chi ha prodotto. Vi faccio un altro esempio in chiusura, botteghe degli antiquari per esempio. Ma sapete quante lotte noi facciamo noi turistici a chiedere di tenere aperti magari il sabato e la domenica, che hanno dei magazzini con dei mobili incredibili, che solo quelli potrebbero generare motivazioni di visita, ok? E che però no, perché c'è fuori un cartello con scritto chiamatemi se siete qui. Non è accoglienza turistica questa, no? Ok? E da lì poi entri dentro, cominci a fare le scale, vai in degli scantinati e trovi questi pezzi di antiquariato di legno ma veramente bellissimi, che sembra di essere dentro un museo, ma uno sopra l'altro, con non illuminati. Ma io dico, ma apriamoli, ma creiamo dei musei, ma creiamo delle gallerie, degli spazi, valorizziamo, cioè sono elementi veramente di design unico. Ecco, quindi il tema è come poi raccontare tutto questo. Prima si parlava anche dell'impatto, un camino, siamo in hotel, c'è un camino, ok, raccontiamo l'impatto, no, che può avere quel fuoco acceso e di evitare magari a casa di portarci diciamo, quando torniamo a casa, di cambiare magari le nostre abitudini. Ecco, quindi io finisco qui il mio intervento e auspico, ma ne sono convinta perché insomma conosco gli amici di Confartigianato, di riuscire veramente a integrare, diciamo, questi mondi, perché è veramente possibile, e quando lo si fa lì si crea la vera innovazione. Grazie. Grazie Diana Miotto anche per gli spunti di innovazione, se vogliamo, che ci ha dato dal punto di vista della valorizzazione della risorsa legno. Prima di passare al successivo blocco della nostra mattinata, ero in debito con la signora di una domanda, se vuole farla, se è ancora
che così poi chiediamo, magari cerchiamo in un paio di minuti di soddisfare questa curiosità. Non so se vuole un microfono, sta arrivando. Eccoli qua. Grazie, Allora, scusi l'attesa, ma abbiamo concluso il blog. Beh, mi sono un po' raffreddata nel frattempo di quello che dovevo dire, ma comunque dai, mi fanno forza queste ragazze giovani, forti giovani. Noi abbiamo una segheria, delle piccole segherie che il professore ha parlato prima. Sì. Piccole, insomma, perché sicuramente sotto i 30.000 metri cubi, come ha detto lei, all'anno. Però, insomma, siamo ben attrezzati, siamo ben piazzati, diremo, qui in provincia di Vicenza. Il problema è sempre quello, però, perché noi parliamo di tante cose che ci sembrano parole, o ci sembrano paper, ci sembrano carte, però noi abbiamo bisogno di concretezza, di risposte. Perché siamo allora così piccoli? Perché non abbiamo le risorse che invece nelle altre regioni hanno e noi non abbiamo? Cioè, questa è la mia domanda, il perché. Poi lei parlava di Austria. L'Austria però i proprietari sono privati, certo, essenzialmente privati. Noi abbiamo le nostre Questa è la foreste che sono fondamentale. demaniali, questo non l'avete mai detto, che i boschi sono privati in Austria, di grandissimi proprietari Era di il boschi, caso che facevo io. Quello diceva lei del sindaco. Però e questo è un grosso problema, infatti, perché uno finché è privato ha la proprietà delle sue cose, quindi ne fa un po' quello che vuole, e vediamo anche coi prezzi come fanno gli austriaci, sono così bravi. E ecco, al di là di tutto, siamo su un paese di Vicenza che non siamo un paese montano, e questo è anche un problema, non siamo in un comune montano, quindi non abbiamo tutte le cosa possiamo avere, tutte le sovvenzioni che hanno quelli che sono montani. Noi siamo a San Vito di Leguzzano, siamo davanti abbiamo Schio, che è un comune montano, certo, e hanno voi no. e noi non siamo un comune montano. Purtroppo abbiamo una segheria storica, perché anche noi abbiamo quasi 150 anni di storia. Anche voi però fare segheria in pianura dovevate pensarci. Noi eravamo a Valdastico, difatti, ma Valdastico Era era Valdastico, infatti. 50 anni fa era morta, Sì. e ancora oggi purtroppo è morta, nonostante tante cose, però è moribonda. Però se portava in pianura, quello era lo spazio a quei tempi, negli anni 60, troppo bravi i nostri avi. Ecco, io ho scritto, Claudia Scarzanella lo sa, una mail a Zaia, e ce l'ho ancora qui nel 2021, in conseguenza di Vaia, noi abbiamo tutta la filiera, perché noi partiamo dal bosco, abbiamo le nostre squadre che purtroppo però sono formate da boscaioli che sono bosniaci. Lei diceva prima dobbiamo formare, ma qua è patentini, ma sono tutti stranieri i nostri boscaioli, non abbiamo boscaioli non strani purtroppo, diciamo. Sono troppo piccoli per fare lavori così grossi come abbiamo dovuto affrontare in questi periodi. Siamo tra i quarti comunque utilizzatori di legname ai tempi, proprio il primo periodo di Vaia. E io ho scritto appunto a Zaia, noi per esempio il comune, cioè la regione Trento ci ha dato per noi un grosso contributo economico durante l'utilizzazione di Vaia. Il Veneto no. Il Veneto non ci ha dato una lira o un euro, insomma. Io ho scritto questa mail a Zaia, non ho neanche avuto una risposta. Cioè neanche si sono presi il coraggio. disturbo. Io qua li avrei anche invitato anche Zaia, a dire la verità, dopo non so se parlo troppo adesso. No, ecco, però non lo so se poi dovrebbe esserci in collegamento l'assessore quello che volete, Zaia, però io so magari che un euro dobbiamo- non ce l'abbiamo avuto di ristoro dalla regione Veneto, quindi io dico, se abbiamo avuto qualcosa è stato da Trento, perché utilizziamo sia coi boschi di Trento sia nei boschi Ecco, vicentino, diremo da Roana, Rozzo, Consorzio Rozzo, Forte, cioè abbiamo delle grosse utilizzazioni, però non abbiamo ristori, abbiamo qualche multa, ogni tanto paghiamo delle multe, anche questi giorni 100 euro perfino. Il Signora, consorzio- abbiamo compreso che il Basta, problema non dico so- altro, non il so- problema comunque sono i soldi, No. non abbiamo ristori e quindi le segherie non possono crescere, Non so se abbiamo, il professore, che credo fosse... non può possiamo essere- crescere perché non abbiamo ha una risposta, le ma mi possibilità sembra più economiche di più una crescere. constatazione che una domanda. Quella Forse del sarà nel futuro, speriamo. Vediamo. Penso di sì. No, Non so che- se si sente. Sì, Si sente.
No, il suo è un ottimo caso, direi molto rappresentativo, ma un po' le considerazioni che lei faceva sono quelle che sul piano delle proposte facevamo anche noi, quindi professionalizzazione, qualificazione, finanziamento evidentemente degli interventi di meccanizzazione, contratti di medio periodo. Ecco. E anche concessioni forse, no? Parliamo del tema concessioni. dei privati. No? Direi che c'è stato un aspetto positivo di Vaia e adesso del Bostrico. Effettivamente la Regione Veneto, e non soltanto la provincia autonoma, ha erogato diversi finanziamenti per favorire l'acquisto di macchine da parte delle ditte boschive. E questo è di per sé positivo, perché adesso abbiamo sul territorio operatori boschivi abbastanza ben capitalizzati e questi esprimono una domanda forte di lavoro per coprire i costi degli investimenti realizzati. Certo. E questo è abbastanza significativo e importante ed è un elemento di speranza. Ecco, auguriamoci, lasciamo un elemento di speranza. Posso soltanto no? dire che questi modelli delle piccole e medie sono i nostri modelli di riferimento, perché il modello austriaco con centinaia di migliaia di metri cubi è un modello per noi non fattibile per questo discorso di economia di scala, certo. Ma anche in una logica di politica industriale, una cosa che non ricordavo, queste segherie che lavorano centinaia di migliaia di metri cubi sono molto capital intensi, hanno molti pochi impatti occupazionali, sono efficientissime, automatizzate al massimo, no? Però sul territorio locale non è che esprimono grandi impatti che, almeno dal punto di vista per esempio occupazionale, del valore aggiunto, sono significativamente superiori rispetto a quello di una segheria. Signora, mi ascolti, che così eventualmente poi obietta. Per esempio si sviluppano nella logica del andiamo al di là del segato, facciamo progettazione per esempio per ristrutturazioni edilizie, facciamo interventi su lavorati a più alto grado di trasformazione, creiamo valore aggiunto, che significa anche creare occupazione, ed è questo un modello valido da sostenere. Grazie professore, grazie ai nostri tre ospiti, ai quali chiedo di accomodarsi qui in platea perché ci avvicendiamo con i successivi, li accompagniamo con un applauso. Mi dicono dalla regia, che come si dice in questi casi, il bravo presentatore dice così, che prima di iniziare con il secondo blocco di interventi abbiamo evocato l'amministrazione regionale con la signora, e abbiamo in effetti in collegamento l'assessore regionale all'agricoltura e alle foreste, che è Federico Canelli, che eccolo qua. Assessore, buongiorno. Forse non sentiamo, chiedo scusa. Ecco qua, mi sentite adesso? Sì, adesso sì. Ecco, bene. Ecco, innanzitutto grazie dell'invito. Vi chiedo scusa per l'impossibilità di essere presente fisicamente e anche di non essere riuscito a collegarmi questa mattina alle 9:30, insomma, come era previsto di fatto da programma il mio intervento, perché mi trovo in quel di Verona per il comitato di sorveglianza del Port FESR, dei fondi europei, un comitato molto importante che in questa programmazione 21-27 ci vede partecipi con l'organizzazione di oltre 1 miliardo di euro di investimenti proprio a favore delle nostre imprese, legate anche al tema proprio della ricerca, sviluppo, innovazione, e non solo, su tanti temi. E quindi non potevo mancare, però abbiamo in qualche modo rimediato e ho cercato di essere presente a questo importante convegno. Ovviamente nello scusarmi non ho potuto ascoltare i precedenti interventi, quindi poi mi farò, magari ascolterò qualche registrazione o qualche relazione che magari anche i colleghi della mia direzione mi presenteranno di ciò che avete detto. Nel frattempo, nel ringraziarvi per questo importante convegno, dico la mia sul tema diciamo della gestione agroforestale e su come sta anche cambiando un po' questo panorama. Penso che
il tema, l'attenzione in particolare che oggigiorno abbiamo avuto sul tema delle foreste, in particolare da noi dopo ciò che è accaduto con Vaia, ci porti anche a fare alcune riflessioni. Voi sapete meglio di me che poi Vaia ha comportato anche altre criticità, tra cui il tema del bostrico, però hanno fatto emergere anche alcune criticità, alcune anche debolezze della filiera legate al bosco, che ci portano a fare alcune riflessioni. La prima, la necessità di rinnovare e di rafforzare anche questa filiera. Vedete, il settore forestale segue delle esigenze e delle dinamiche che a volte sono anche antitetiche. Da un lato il tema della tutela del bosco e della sua biodiversità, dall'altro anche la riscoperta del valore della materia prima, legno, che è diventata importante, se mi permettete, anche per ciò che è emerso negli ultimi mesi, negli ultimi anni, in particolare col tema della crisi energetica, quindi insomma una materia che ha anche un'importanza anche da questo punto di vista, per non parlare poi del tema dell'importazione del legno che negli anni passati abbiamo avuto e della necessità anche di riscoprire la nostra materia prima locale. Quindi ridare centralità alla gestione forestale significa anche essere più resilienti ai fenomeni avversi del clima, idrogeologici e appunto anche qua Vaia ci insegna cosa significa questo. Noi in Veneto, sentivo prima quando mi sono collegato il relatore che stava parlando, mi scuso ma il cognome non l'ho sentito, evocava proprio la Regione Veneto. Noi abbiamo avviato in Veneto un percorso per il nuovo programma forestale regionale, fondamentale proprio per cogliere quelle che sono le esigenze del comparto, e oltre a fare alcuni interventi legati più noti, che sono finanziamenti legati all'acquisto di macchinari, di attrezzature, di viabilità silvopastorale, si sono introdotte anche alcune novità. Penso al tema dell'insediamento delle nuove imprese della selvicoltura, analogamente a quello che si fa sul tema agricolo col primo insediamento, e dall'altro favorire anche nuove iniziative di associazionismo forestale con una specifica azione. Questo penso sia un tema molto importante. Poi permettetemi una chiosa finale, che non voglio rubarvi neanche tanto tempo, ma è legato a questo binomio. So che non so se ne avete già parlato o ne parlerete dopo il mio intervento, legato al tema foresta e turismo. Sapete che io ho anche oltre all'agricoltura, ho anche il turismo tra le mie deleghe e l'economia montana, quindi le cose sono un po' collegate, e temo, e al di là dei progetti che vi saranno presentati anche su quello che si fa a livello europeo sul binomio tra turismo e foresta, penso che rendere partecipi i turisti della corretta gestione del bosco sia importante, ma per insegnare anche loro cosa significa questo, perché vedete, il bosco non va visto come un concetto, cioè non è il bosco da abbandonare in nome di un falso concetto della biodiversità da tutelare a qualsiasi costo, perché oggi passa un po' questo come concetto. Il bosco deve essere inteso come un bosco multifunzionale da gestire sia da un punto di vista ambientale, senza dubbio, ma anche protettivo dal dissesto, e ripeto, qui Vaia ci insegna qualcosa, e anche da quello produttivo. Quindi il concetto di sostenibilità, io lo ricordo sempre quando discuto anche di agricoltura in generale, perché sapete che la Commissione europea negli ultimi anni ormai punta tutto, no, sulla sostenibilità, ma io dico sempre, guardate, che la sostenibilità non è soltanto una sostenibilità ambientale, ma è anche una sostenibilità economica e sociale, e quindi significa anche tutelare le nostre imprese. E quindi il concetto di bosco non può essere visto solo come un concetto di paesaggio che rimane fermo lì immobile. La natura non è mai immobile, e anche qui Vaia ci ha insegnato cosa significa, cosa ha manifestato quell'evento, i danni anche che sono stati fatti, che sono molto più elevati dei danni che può fare un uomo
soprattutto se fa una corretta gestione del bosco. Se fa una corretta gestione del bosco, addirittura non si fanno danni, ma si dà la possibilità invece al bosco di continuare a vivere e paradossalmente di essere anche meglio tutelato da questo punto di vista. Guardate, sempre per fare un parallelismo un po' col mondo che seguo dell'agricoltura, ma anche della gestione dei grandi carnivori, a volte mi scontro con questo concetto ambientalista spinto, ripeto, dove anche lì, quando si parla, no, di gestione del lupo, quando parliamo di grandi carnivori, visto che è collegato anche al tema della foresta, anche questo, o del bosco, l'Europa ci parla di gestione del lupo, non ci parla di protezione del lupo. Noi purtroppo in Italia decliniamo questi concetti sempre in maniera errata. Gestione significa anche intervento dell'uomo laddove è necessario, non è protezione tout court e quindi abbandono. Quindi questo vale per queste tematiche e vale anche per il tema del bosco. Ecco, scusatemi se ho introdotto questo concetto che so essere anche un po' spinoso, borderline, si cammina un po' sul filo del rasoio quando si toccano questi temi, però io amo anche esprimere quello che è il mio pensiero e penso che un po' tutti da questo punto di vista dovremmo fare uno sforzo molto importante per venirci incontro, perché da un lato è importante la tutela ambientale, dall'altro però dobbiamo anche capire che l'uomo vive nell'ambiente, lo deve preservare, ma deve anche trarne un giusto vantaggio con un giusto riconoscimento. Quindi io mi scuso ancora una volta per questo inserimento così a lavori in corso senza neanche aver sentito cosa avete detto. Vi ringrazio dell'invito, ma non mancherò a richiedere, insomma, le relazioni per quanto avete oggi voi detto in questo vostro importante convegno. Quindi grazie, buona giornata, buon lavoro e io torno al comitato dove abbiamo parecchie risorse da gestire per noi ma anche per voi. Grazie e buona giornata. Grazie Assessore, arrivederci, se c'è qualcosa per noi ce lo faccia sapere perché eventualmente lo mettiamo in conto. Grazie, abbiamo un attimo sconvolto tra virgolette la scaletta per questo inserimento in corsa, ma ora riprendiamo con ordine i nostri lavori. E abbiamo il secondo blocco di interventi che abbiamo voluto intitolare le buone pratiche, nel senso che abbiamo voluto portare qui alcuni testimoni diretti di pratiche che sono anche imprenditoriali oltre che di valorizzazione ambientale, per dimostrare che insomma, dal legno e con il legno si possono fare cose molto interessanti che spesso non vengono da tutti conosciute. Quindi chiamo qui accanto a me per raccontare queste cose, rivediamo Claudia Scarzanella che in questo caso indossa l'altra giacca, non quella di vicepresidente di Confartigianato ma di titolare della Traber, dico bene, che è una segheria. Quindi ecco, quindi abbiamo una, come dire, siamo nel cuore della questione. Con lei voglio anche qui con me Sara Ferrari, che lavora per un'azienda bellunese come specialista di innovazione degli ingredienti, un'azienda bellunese che si chiama Unifarco, che tra l'altro è un'azienda un po' particolare dal punto di vista dell'azionariato, perché è un'azienda di farmacisti fondamentalmente. E quindi per questa vocazione iniziale si occupa di, come dire, di salute e nel caso specifico vedremo di cosa si può fare per la salute attraverso la lavorazione del legno. Infatti i due interventi, capirete, poi ve lo spieghiamo meglio, sono strettamente connessi da questo punto di vista. Voglio qui con me poi anche Dario Scopella, che invece è un sindaco, non è un imprenditore, ma deve far funzionare il suo comune, che è un comune montano. È Seren del Grappa, prego sindaco, Seren del Grappa, provincia di Belluno, più vicino a Feltre che a Belluno, comune montano che richiama il Grappa nel versante bellunese, e ci racconterà come un'amministrazione pubblica può validamente utilizzare la risorsa legno anche per risparmiare sulle spese di riscaldamento che in una realtà montana incidono in maniera particolarmente pesante. Infine chiedo di raggiungermi a Diego Morlin, che invece è, dal punto di vista della valorizzazione anche turistica, come abbiamo visto prima nell'intervento di Adina Miotto, del territorio montano e del legno, è l'ideatore del Parco del Soio, che poi ci racconterà e ci spiegherà che cos'è. Io comincerei dalle nostre due signore, per un atto di galanteria. E non lo so se vogliate, ecco, se abbiamo qui un microfono, oppure se avete delle slide forse
parlate da lì. Io credo che il loro intervento sia interscambiabile, nel senso che potrebbero dialogare fra di loro e con voi. Perché? Perché tutto parte dalla segheria, dalla lavorazione del legno, in questo caso mi pare dell'Arice nello specifico, che ha degli scarti. E io mi fermo e vediamo, saranno loro a dirci questi scarti come vengono utilizzati. Forse partiamo dall'origine, e cioè da Claudia Scarzanella, cioè voi come lavorate il legno e come lo... No. In realtà loro hanno cercato me, ecco, e benissimo. quindi facciamo partire Sara, È giusto. perché poi l'idea è loro e sono arrivata io dopo con il prodotto però giusto, evidentemente. Perfetto, allora partiamo dall'ideazione. L'idea è nostra, ma chiaramente senza Di loro non senza potevate la materia applicarla, prima, è chiaro. tutto questo non sarebbe stato possibile. Quindi assieme oggi vi presentiamo un progetto di utilizzo alternativo di un sottoprodotto della filiera del legno, in particolare quella del legno di larice. Vi presenteremo un esempio di come questo sottoprodotto può essere pensato in un ambito completamente diverso e all'apparenza molto lontano, che è quello dell'integrazione alimentare. Comincio presentandovi brevemente Unifarco. Chi è Unifarco? È una società che ha ormai 40 anni di storia, è nata nel 1982, non a caso ai piedi del Parco delle Dolomiti Bellunesi, in un territorio a cui questa azienda è molto legata. È un'azienda, una società per azioni fondata e formata da farmacisti. I farmacisti sono i nostri clienti, ma anche dei partner che partecipano attivamente alle decisioni della nostra azienda. Un'azienda leader nello sviluppo e nella produzione e nella distribuzione di cosmetici, integratori alimentari, prodotti dermatologici, di make-up, dispositivi medici e alimenti funzionali. Alcuni numeri giusto per farvi capire le dimensioni di questa azienda. È un'azienda che nel 2022 come gruppo ha fatturato quasi 147 milioni di euro e ha prodotto 13,4 milioni di prodotti. Ha uno stabilimento di 21.000 metri quadri nella sede di Santa Giustina, altri 5.000 metri quadri di hub logistico in Alpago e dall'anno scorso 7.000 metri quadri di stabilimento a Villorba in provincia di Treviso per la produzione degli integratori alimentari. Ha 6.000 farmacie clienti in tutta Europa, di cui quasi 3.000 in Italia. Siamo in 500 collaboratori in sedi e altri 140 sul territorio, quindi è una grande impresa ormai. La sostenibilità non solo economica ma anche ambientale e sociale è una delle sfide di Unifarco, che dal 2021 è diventata una società benefit, cioè ha formalizzato il suo impegno nel perseguire finalità di beneficio comune, non solo quindi di profitto, ma anche di sostenibilità sociale e ambientale. E ogni anno pubblica il bilancio di sostenibilità, che è un documento in cui viene raccolto l'impegno di Unifarco proprio ai fini sociali e ambientali. È un'azienda che investe circa 4 milioni del suo fatturato in ricerca, quindi crede molto nella ricerca, nell'innovazione, che è portata avanti da 6 laboratori interni di Unifarco in cui lavorano oltre 40 laureati in materie scientifiche e oltre a questi collaboriamo costantemente con scambio di idee, di ricerche e di progetti con l'Università di Padova, dove abbiamo un laboratorio, uno spin-off che si chiama Unired. Andiamo ora nel vivo del nostro progetto che ha riguardato lo sviluppo di un ingrediente nutraceutico a partire dallo scarto della corteccia dell'arice. Questo è un esempio di un'economia circolare, un progetto di upcycling in cui a uno scarto viene dato un valore aggiunto e diventa un ingrediente di elevata qualità ed efficacia. Questo chiaramente si realizza attraverso delle procedure specifiche di standardizzazione, di purificazione, procedure di essiccazione e di pulizia che avvengono già in falegnameria e quindi non sarebbe stato possibile grazie alla collaborazione anche di Claudia e della sua azienda. È un ingrediente che poi è stato molto studiato anche dal punto di vista scientifico per quanto riguarda la caratterizzazione del fitocomplesso che abbiamo estratto e le prove di sicurezza e di efficacia per renderlo utilizzabile in una filiera alimentare.
come mai abbiamo scelto di studiare proprio il larice. Ve lo dicevo anche prima perché per Unifarco il territorio è una costante fonte di ispirazione e possiamo dire che il larice sia un simbolo, un'icona delle nostre montagne, delle Dolomiti bellunesi. E perché il larice, come spiegherà anche meglio di me Claudia, ha un valore anche storico e culturale per la provincia di Belluno, è utilizzato nel campo dell'edilizia, anche storica, quindi è utilizzato in passato. Esistono quindi delle realtà, delle falegnamerie e delle imprese boschive che lavorano questo tipo di legname e che producono sul territorio una grande quantità di scarto, che è la corteccia. Questa corteccia l'abbiamo guardata, diciamo, da un punto di vista diverso, analizzandola, caratterizzando il fitocomplesso delle molecole che sono presenti in questa corteccia, e ci siamo accorti che era interessante proprio da valutare dal punto di vista salutistico. Tutto questo, come dicevo prima, non sarebbe stato possibile senza trovare un idoneo fornitore che ci seguisse anche in tutte quelle procedure di pretrattamento, di lavorazione di questa corteccia per renderla un ingrediente adatto a una filiera alimentare, quindi di elevata qualità. La fase di scouting, diciamo, di fornitore è stata abbastanza difficile perché tante sono state le segherie che abbiamo contattato, però tante ci hanno detto di no, non hanno colto questa sfida. Ma perché era troppo difficile? Perché troppo difficile, poi andava, diciamo, fuori dai loro schemi, loro canoni, ho capito. Abbiamo richiesto loro di seguire determinate procedure allora di controllo qualità e per fortuna poi abbiamo incontrato invece la segheria Treiber che ci ha seguito, che ha colto questa sfida, e adesso vi racconterà Claudia quello che hanno fatto. Sì, ecco, in realtà il messaggio principale che voglio un po' comunicare a tutti voi e soprattutto ai miei colleghi artigiani è proprio questo, di cogliere le sfide. Io credo che in un momento in cui il clima è in cambiamento, la necessità di sostenibilità che c'è, ci porta proprio a fare delle riflessioni all'interno delle nostre aziende e a dei profondi cambiamenti che dobbiamo essere pronti ad affrontare, a sostenere. Quindi avere paura, limitarsi a dire abbiamo sempre fatto così e continuiamo a fare così, non ci porterà lontano, e quindi da qui insomma un po' l'idea di portare questi casi per dire bisogna provarci. Chiaramente devono esserci le condizioni di base. Le condizioni di base diciamo che c'erano perché noi siamo un'attività storica dal 1850, siamo in Val di Zoldo, e diciamo che storicamente la segheria, per rimanere lì dov'è oggi, ha dovuto affrontare molti cambiamenti, molti passaggi e quindi difficoltà anche molte evidentemente in tutti questi anni, e quindi probabilmente già c'è un bagaglio genetico che ci appartiene e che quindi abbiamo ripreso in questo ambito. Essendo anche una segheria molto piccola e dislocata in un punto insomma della provincia di Belluno non facilmente accessibile, diciamo. Esatto, logisticamente siamo parecchio decentrati, la Val di Zoldo è una valle, quindi per raggiungerla non ci si passa, ci si deve proprio andare. Forse parlo con questo? No, mi pare che si senta bene. Sì. Va tenuto davanti alla bocca perché altrimenti si perde e quindi il segnale. Già noi abbiamo fatto una quindicina d'anni fa una scelta ben precisa come azienda di concentrarsi sul legno di larice e sul legno di larice fornito in loco, quindi con una filiera corta chilometro zero, proprio perché ci siamo resi conto che non eravamo comunque competitivi con un mercato che non poteva essere il nostro, cioè quello dei numeri e delle quantità, e di conseguenza ci siamo concentrati non solo sulla qualità e sulle lavorazioni, quindi noi abbiamo una prima lavorazione ma anche cerchiamo di fare una seconda lavorazione e di vendere prodotti finiti il più possibile, perché crea valore aggiunto, vendere segati non ci conviene. E quindi in questo abbiamo cercato di mettere il nostro territorio e i nostri valori all'interno del nostro prodotto. Questo è stato, diciamo, quello che ci ha poi permesso di avere anche la sensibilità di cogliere poi questa che di fatto è stata una proposta ma anche un'opportunità, perché quello che noi vendevamo
a tonnellate per i vivai, e quindi a un prezzo molto basso. Di fatto era già un pochino valorizzato, perché venderlo ai vivai non è proprio, cioè è già un cliente che è un pochino più evoluto dello scarto puro, però diciamo che qui invece la valorizziamo. Chiaramente per valorizzarla bisogna fare dei processi, e questi processi sicuramente sono dei processi che impegnano sia a livello temporale, ma hanno impegnato più che altro a livello proprio culturale, perché io non vi nego che i miei collaboratori all'inizio non l'hanno ben vista questa cosa, cioè ho dovuto parecchio insistere e dire proviamoci, almeno proviamoci, perché poi se non va bene volevamo capire, cioè questo richiede delle tecnologie adesso nella prossima slide, o una lavorazione diversa. Qui in questa slide c'è un po' la storia, ma l'ha già certo. accennata Sara, quindi non mi qua. dilungo. Queste sono le fasi, le procedure di pulizia e scortecciatura, quindi i tronchi devono avere ovviamente la corteccia. Noi solitamente scortecciavamo con un macchinario industriale, e quindi che faceva una scortecciatura meccanica. Qui invece noi dobbiamo mettere da parte i tronchi con la corteccia, pulirli, quindi uno per uno con l'idropulitrice, scortecciarli a mano su dei teli puliti, e questa corteccia che poi si ricava nella terza foto, noi materialmente la prendiamo, la mettiamo in sacchi idonei per contenere rifiuti, prodotti ad uso alimentare, sono dei sacchi di raffia, e poi appunto vengono chiusi e spediti per l'essiccazione. Ecco. Detta così sembra semplice, facile, ma non è. I quantitativi poi sono anche quantitativi importanti, per cui ci vogliono insomma delle giornate di lavoro, ecco. Ma oltre le giornate di lavoro c'è un'organizzazione che una volta che viene fatta, e quindi si riesce ad inserire questa attività all'interno di altre attività completamente diverse, secondo me è assolutamente fattibile, e anzi conveniente, perché si valorizza un prodotto che sarebbe altrimenti scartato e sprecato. Cioè, giusto per capirci, la differenza di prezzo, se volessimo dire, tra una valorizzazione di questo tipo e la corteccia data ai vivai, come dicevate prima, è consistente. Molto consistente, ecco. Perché qui la vendo a chilo, giusto per darvi un'idea, la vendo a chilo e invece la vendo a tonnellate, ecco. ai vivai. Insomma. Quindi sì, questo già dà l'idea, e comunque ecco, di base fondamentalmente c'è proprio un approccio culturale e proprio di scelta aziendale che io invito tutti a fare. Chiaramente ho avuto delle condizioni contrattuali con l'Unifarco favorevoli, perché ci siamo sempre capiti, parlati, abbiamo sempre trovato quello che era il giusto compromesso tra le nostre esigenze e le loro esigenze. Ecco, quando si lavora con un'industria, soprattutto noi aziende piccoline, è fondamentale chiarire questi aspetti, perché altrimenti ci si trova veramente un pochino dopo catapultati in realtà che poi si riesce poco a gestire. E credo che sia molto interessante, perché quando si pensa alle piccole aziende che lavorano con l'industria, si pensa al terzista, e quindi a quello che fa magari una piccola parte e quasi una piccola parte di lavoro anche un po' spesso magari sottopagata o sottovalutata. Ecco, qui io non ho mai avuto questa sensazione, anzi ci riteniamo, ma insomma l'ha ben detto anche Sara prima, che ringrazio, ci riteniamo una parte importante di questo processo, e quindi anche questo è gratificante, e ci vuole anche questo nel lavoro. Non c'è dubbio. Ecco, per chiudere l'intervento io vi chiedo, ovviamente Sara, in questo caso Ferrari ci può rispondere, forse non abbiamo detto quali sono le proprietà della corteccia dell'arice e come vengono. Abbiamo capito il procedimento, ma ecco, voi come lo controllate? Questo è il procedimento di pretrattamento della corteccia, da qui poi parte in realtà tutto il processo di controllo qualità, di estrazione, perché su questa corteccia effettuiamo numerosissimi controlli di controllo qualità, come le analisi dei contaminanti, che fortunatamente venendo il materiale dalla Val di Zoldo ormai sono pochissimi per fortuna.
segue tutto il processo estrattivo per arrivare a concentrare quelle che sono le molecole per noi interessanti della corteccia di larice, che sono della classe dei polifenoli, in particolare proantocianidine e flavonoidi, studiate ampiamente in collaborazione anche con l'Università di Padova. Abbiamo pubblicato vari studi relativi alla composizione dell'estratto ottenuto e anche alla sua efficacia nel contrastare la crescita batterica di alcuni batteri selezionati tra i maggiori responsabili delle affezioni delle alte vie respiratorie. Quindi un prodotto Quindi per la combattono difesa. il raffreddore, sostanzialmente raffreddore Esatto. e malattie Esatto, del- su questo sono della state respirazione. pubblicate anche delle tesi di laurea, una di dottorato dell'Università di Padova, una di master dell'Università di Siena. È stato depositato un infatti, brevetto, quello avrei chiesto, infatti. un brevetto che racchiude quindi tutte le proprietà legate all'ingrediente Quindi è ottenuto protetta la molecola. protetta, sì, si chiama larixicina, ha preso questo nome, ed è stato poi inserito questo estratto, cominciando da 3 prodotti, ma sembra che adesso si voglia inserirli in altri, quindi è in continua crescita il nostro bisogno di corteccia di larice, e i primi 3 prodotti sono della linea farmacisti preparatori proprio per la difesa delle alte vie respiratorie. Giusto per darvi un'idea dei numeri consumati di corteccia dal 2020 al 2023, sono 12 tonnellate che hanno prodotto 900 kg di estratto per solo i 3 prodotti. Adesso stiamo continuando Se si amplia, infatti. sì, la ricerca su altre potenzialità di questo estratto, quindi insomma c'è possibilità di crescita anche di questa filiera, quindi ci serve corteccia di larice. Ecco, Un per cui appello generale. se qualcuno fosse presente Sì, esatto. può diventare potenziale fornitore, insomma, Esatto. anche se Triber rimane come dire, il nostro partner. fornitore Bene. numero 1. Grazie alle nostre signore, io chiedo anche perché ci hanno raccontato un'evoluzione tecnologica e innovativa di un prodotto che in realtà esiste dalle origini del mondo, per cui solo negli ultimi tempi si è scoperta questa applicazione. Ora chiedo in un cambio di scenario a Dario Scopel, che vi ho presentato prima come sindaco di Seren del Grappa, di raccontarci invece come anche in questo caso parliamo in senso generale di scarti del legno, no? No, mi pare che il termine tecnico sia cippato, non vorrei sbagliarmi esattamente. Il cippato, che appunto è il principale prodotto del legno dei nostri boschi, nel caso di Seren del Grappa, che di boschi è circondato, è diventata l'alimentazione del riscaldamento di tutti gli edifici pubblici del comune. Io qui mi fermo perché giustamente ce lo deve raccontare il sindaco. Sì, buongiorno a tutti. Innanzitutto, giusto per dare un'idea, Seren del Grappa è un piccolo comune per quanto riguarda gli abitanti, perché ha 2400 abitanti, ma un grande comune dal punto di vista dell'estensione, perché sono circa 62 km quadrati che abbiamo come territorio. Di questi 62 km quadrati, 20 km quadrati sono di proprietà pubblica, di proprietà proprio del comune, e la stragrande Quindi i maggioranza... boschi sono vostri, nel senso vostri del comune. Proprio boschi Sì. del comune, proprio boschi di proprietà del Di proprietà comune del di Seren comune, Grappa. certo. E di questi 20 km quadrati, appunto, buona parte sono boschi, poi ci sono naturalmente pascoli e maighe. E l'esperienza di cui parlo oggi, diciamo, non è merito del sottoscritto, ma più che altro la porto in dote, in eredità, perché le amministrazioni del comune di Seren del Grappa da molti anni valorizzano quello che è il patrimonio boschivo. Il nostro patrimonio boschivo appunto è sul massiccio del Grappa, praticamente tutta la parte nord del massiccio del Grappa è del comune di Seren del Grappa, e su questi boschi le amministrazioni hanno sempre appunto lavorato e investito. Come? Sia come pubblico attraverso i piani di gestione che sono stati fatti, appunto i piani di gestione del taglio, che hanno così, come dire, gestito quello che era il taglio dei boschi, ma anche lavorando con la parte, diciamo, privata, ossia cercando di favorire anche, perché tantissimi chilometri quadrati poi sono boschi di privati, di favorire la nascita di consorzi silvopastorali, perché senza strade non si riesce ad utilizzare il bosco. Ecco, come nelle miniere sono importanti
i tunnel, nei boschi sono importanti le strade. E quindi sia attraverso i privati sia attraverso il comune sono stati realizzati oggi circa 100 km di strade lungo il nostro territorio, di strade silvopastorali. E quindi questo è stato, diciamo, l'inizio. Dopodiché si è continuato a lavorare in questo senso e questo ha portato anche alla nascita di numerose imprese forestali, per cui diciamo che oltre alla valorizzazione del bosco è nata anche un indotto, un'economia di imprese locale, forestali insomma, del nostro certo. territorio. Ce ne sono circa adesso una decina di imprese forestali che vanno via via anche professionalizzandosi e diventando, diciamo, non più le monoimprese, cioè la singola persona che fa impresa, ma anche imprenditori con più boscaioli che lavorano all'interno dell'azienda. E come chiusura del cerchio era arrivata alcuni anni fa l'idea di voler realizzare una centrale a biomassa per riscaldare gli edifici pubblici del comune. Era già partita circa una decina di anni fa, dopodiché si era un attimo rallentata perché ci sono stati alcuni esempi, diciamo, un po' negativi su quelli che erano, diciamo, gli esempi di centrali a biomasse o caldaie a biomasse, un po' soprattutto forse anche per la mancanza di esperienza, quindi anche di tecnologia e anche di come si portava il cippato all'interno di questi impianti. C'è stato un rodaggio, diciamo, no, sì, di questa vicenda. E però noi come Serena Grappa abbiamo voluto andare avanti. Siamo riusciti ad ottenere un contributo della FESR della Regione Veneto di circa 660.000 euro che ha finanziato in toto la realizzazione dell'impianto a biomassa e della rete di teleriscaldamento. Un impianto, come vedete qua, di 650 kW con una rete di teleriscaldamento di circa 400 metri che va a toccare tutti gli edifici pubblici del capoluogo a Serena Grappa. Quindi non vengono alimentate utenze private, ma solamente edifici pubblici. Questo ci ha permesso di andare a realizzare questa caldaia che è andata quindi a chiudere un po' il cerchio, quindi lavorare sulla valorizzazione del bosco, che ha fatto nascere anche imprese e quindi andare anche ad utilizzare questo legname come anche energia, alimentando, diciamo, quindi l'utenza dei nostri edifici pubblici. Questo ci ha portato ad avere cosa? Beh, innanzitutto un impianto che era comunque concorrenziale con quello che era il costo del metano prima della crisi energetica, ma è diventato soprattutto importante durante la crisi energetica e anche adesso, perché il nostro costo dell'energia è molto più basso rispetto a quello che è il costo dell'energia oggi con il metano, ad esempio, o con il GPL. Quindi ci ha permesso una garanzia, ma soprattutto una tranquillità negli ultimi 2 anni nell'alimentare. È un risparmio vero e proprio, in questo caso possiamo dirlo. È un risparmio rispetto ai maggiori costi. Diciamo certo. che per noi non ci sono stati maggiori costi rispetto a quelli che avevamo storicamente, per cui davvero per un ente pubblico, per un'amministrazione che oggi come oggi diciamo ha dei bilanci sempre più ristretti, questa è stata davvero una manna dal cielo. Come vedete il costo per noi è circa di 69 euro al megawatt, che però siccome c'è anche un credito d'imposta riusciamo ad arrivare addirittura a 47 euro al megawatt contro quello che è il costo, diciamo, dell'energia con metano, che va su una forbice tra i 90 e i 150 euro al megawatt, quindi davvero un notevolissimo risparmio per noi. Per cui una grande, secondo me, esperienza di come sul territorio, anche con piccoli, diciamo, esempi di buona pratica, si riesce a valorizzare ma anche a far crescere l'economia del territorio, perché poi chi ci porta il cippato sono imprese del territorio, quindi non siamo legati alle crisi energetiche, diciamo, internazionali, ma abbiamo i referenti, diciamo, imprenditori che sono del territorio, quindi vicino. Una cosa che dico, certamente guardando in avanti ci sono altre cose che dovremo fare. Prima si parlava delle gare, della vendita dei lotti, ecco, quello sicuramente è una cosa che come enti pubblici dovremo riuscire a migliorare, guardando quindi a contratti pluriennali o addirittura contratti di gestione. C'è però anche, mi ero segnato 2 cose che secondo me sono importanti, appunto i piani di gestione oggi come oggi vengono fatti dai comuni con finanziamenti che arrivano anche dalla Regione Veneto. Purtroppo negli ultimi tempi, negli ultimi anni questi finanziamenti sono calati e anche gli stessi piani sono calati di qualità. Certo. Non ci sono più piani di taglio, ma piani sommari di taglio, che quindi sono fatti con una qualità purtroppo minore dal punto di vista dei dati. Ecco, su questo invece bisognerebbe
lavorare per implementare e migliorare questi piani di gestione e addirittura a mio avviso riuscire a fare un passo in avanti, fare dei piani 4.0, quindi facendo dei voli leader su tutto il territorio, quindi attraverso anche naturalmente l'intervento della regione, che non deve essere fatto per singolo comune, ma con dei voli che vanno ad interessare l'intera, diciamo, montagna bellunese, ma veneta in generale. Questo permetterebbe di dare dati che poi possono essere utilizzati in maniera digitale molto più avanzata rispetto a quelli che sono oggi i dati dei piani di taglio. E un'altra cosa, parlando delle strade, le strade sono importanti, ma è sempre più difficile fare strade silvopastorali, un po' per la questione dei finanziamenti, ma anche un po' perché dal punto di vista dei vincoli, quindi pensando alle zone ZPS, sta diventando più difficile fare strade perché c'è anche un'interpretazione che va aggravando quelli che sono i restrittiva, vincoli. diciamo. Sì, perché c'è la questione della diminuzione di habitat e quindi bisogna forse fare un ragionamento sul fatto che la strada silvopastorale è una diminuzione di habitat o è un'infrastruttura necessaria anche a valorizzare anche la biodiversità, perché se noi lasciamo il bosco a se stesso non è comunque un bosco né che viene valorizzato economicamente, ma non è neanche un bosco che fa bene al territorio dal punto di vista idrogeologico, perché diventa un bosco vecchio, un bosco che poi con gli alberi che cascano, con le frane, quindi tutti i problemi che poi si ripercuotono comunque sui conti pubblici, ma anche e soprattutto sulla vita di noi cittadini. Per cui questi secondo me sono due punti, due temi che dovremo secondo me riuscire a migliorare e a trattare soprattutto. Ecco. Grazie Sindaco, le chiedo solo una cosa, avete l'Arici? Abbiamo... perché se avete l'Arici forse si può trovare... Diciamo che nel bosco diciamo, del massiccio del Grappa in particolar modo ci sono faggi e abeti, pochi larici. Pochi larici, vabbè. Grazie a tutti. Grazie Sindaco. Ecco, l'ultima esperienza che vi portiamo ha più esperienza invece con il richiamo turistico, ecco, mi permetto di dire. Ce la porta Diego Molin, che è appunto l'ideatore del Parco del Soio, che si trova sull'estrema propagine a sud, se non ho capito male, dell'altopiano di Asiago. Perfetto. Siamo in comune di Lusiana. Che cosa hanno fatto al Parco del Soio? Hanno creato, come dire, un percorso artistico di bellezza in un bosco che era stato devastato da Aia. Non solo, comunque aveva qualche problema, se non ho capito male. Ma ce lo dirà meglio Diego Morlin, prego. Allora intanto ringrazio Confartigianato per questo invito. Io vengo da una famiglia di artigiani, dunque so bene cosa vuol dire. Gioca in casa allora, ecco. Gioco in casa, esatto. Sono in casa, ecco, veramente mi sento a casa mia. Perché durante l'università allora studiavo la mattina e il pomeriggio ero in azienda, insomma, dunque so cosa vuol dire. Racconto, intanto sono un architetto e visti i 35 anni di attività mi sono divertito perché a me piace fare l'architetto, anche se adesso è cambiato molto rispetto a 30 e passa anni fa. E diciamo, ecco, ho progettato un po' di tutto e dunque mi sento fortunato, insomma, ecco, perché è bello progettare cose diverse, sono esperienze che metti assieme e dopo arrivi a un certo momento in cui l'esperienza, la maturità ha il suo peso, ecco, quando metti mano ai progetti. E dunque, ecco, tra tanti progetti ho preso uno spunto personale di lavorare nell'ambiente. Non è a caso perché mio nonno era un malgaro dell'altopiano di Asiago e dunque qualcosa mi ha trasmesso l'amore per l'ambiente e dopo anche l'amore per il tabacco, perché lui fumava il sigaro e io sono cresciuto, adesso sono diventato un esperto di pipa, dunque qualcosa mi ha trasmesso. Pipa che è sempre legno, potrei raccontare molte storie sulla radica del legno di pipa, perché veramente dico sempre che Dio quella volta ha creato la radica per noi fumatori di pipa, perché è un materiale meraviglioso, ma è altra cosa. Allora, quando mi avete chiamato per
per fare questo intervento mi avete domandato il titolo, no? E io proprio in quel momento là, se ricorda anche a Mario, sono stato velocissimo, quando il caos genera bellezza. Perché sono ideatore e anche proprietario di quest'area, adesso c'è un'associazione che gestisce un po' tutto quanto questo lavoro perché è diventato un po' complesso. Era nato così una cosa personale, invece dopo è esplosa. E adesso abbiamo dovuto prendere dei provvedimenti perché dopo il Covid la gente apprezza moltissimo questi percorsi in mezzo al bosco. Ecco, io ho creato questo ambiente dove c'è l'arte dell'uomo e l'arte della natura. Diciamo che l'arte della natura, cioè tu non puoi competere, nel senso che tu prendi in mano un fiore, cioè voglio dire, tu puoi mettere assieme qualsiasi opera dell'uomo. Vince sempre il fiore. Vince sempre il fiore perché è un genio quello che ha inventato un fiore, voglio dire, i colori, la proporzione, la simmetria, cioè voglio dire, non competi, però insomma se c'è qualcosa fatto dall'uomo, insomma c'è questo confronto. E dunque io ho creato questa fusione, no, tra queste due arti e vedo insomma ecco che la cosa ha preso forza e dunque la gente diciamo che il più bel complimento che ci fanno è quando arrivano su, perché adesso vi spiego un po', adesso vi mostro anche l'immagine, c'è questa contrada antica, poi vengono su e quando arrivano dicono ma qua è il paradiso. Il paradiso, questo qua mi fa morire perché insomma il paradiso è una cosa bella, voglio dire, quando uno arriva trova questi spazi, no, dove c'è l'arte natura, c'è questo restauro di questa casetta, pulito i boschi, perché abbiamo pulito i boschi, perché ritornando al titolo, il caos, quando noi abbiamo acquistato era un caos, cioè la natura era da 50 anni, praticamente era abbandonato, si aveva appropriato del bosco, delle case, casette, stallette, cioè era un disastro. E lì invece noi, da architetto che ha tirato fuori le mappe catastali, chiamato gli anziani, perché 25 anni fa c'erano ancora gli anziani in questa contrada che sapevano tutto, adesso ce n'è uno e fra poco... È rimasto il custode praticamente. È il custode, no, è praticamente è il sindaco. Sì, no, è qualcosa di più perché tu hai qualche problema, tu vai a parlare con lui, cioè non puoi andare, tu vai a parlare con lui e lui... Come si chiama la contrada? Covolo, che adesso ve la mostro, che è una delle contrade più belle dell'altopiano perché è la chiesetta del 1089, c'era un villaggio preistorico dove hanno trovato tutta una serie di reperti archeologici che sono stati portati al museo di Sant'Orso con questo pintadera, questo oggetto che serviva per pitturarsi il corpo, insomma con tutta una serie di belle cose che adesso vi mostro. Ecco qua è indicato dove siamo. Ecco praticamente Lusiana, Trafara, Bassano Grappa, Asiago, praticamente siamo veramente in fondo, no? Ecco, allora questo è il parco praticamente, allora c'è Valle di Sopra, Covolo, questa contrada col suo campanile, il Soio è quella palestra di roccia, adesso è una palestra di roccia, è quella Falesia, che adesso è famosa anche per essere una palestra di roccia, importante, perché a tutti i gradi, a circa una 60 di vie, vengono anche stranieri, no, a fare allenamento. Il parco praticamente parte dalla contrada, va su, è tutto sopra, praticamente sono circa 8 ettari, però il parco vero, con le sculture, è su 3 ettari. E noi ce ne accorgiamo delle difficoltà, perché soprattutto quando facciamo le visite guidate, è veramente un problema perché tu sai quando inizi ma non sai quando finisci, perché se trovi il gruppo che ama queste cose qua, no? Tu inizi alle 10 nella chiesetta del Covolo dove apri la chiesa, parti e puoi finire alle 3 come puoi finire alle 5. Si fa notte, insomma. diciamo. Sì, no, è un problema. E dunque non è, cioè anche una visita guidata, tu vai a una chiesa, fai il tuo bel giro, finisci. Lì non è così perché lì c'è da camminare, tra una cosa e l'altra sono 5 km. È un'escursione alla fine, no? In qualche modo. Sì. Però siamo riusciti a mettere tutta una serie di sculture un po' dappertutto che non ci sono buchi. Ecco, questo è stato studiato bene, insomma. Andiamo avanti? Vediamolo. Ecco, questa è la contrada, Covolo, con il suo campanile, chiesetta 1089. Praticamente Covolo è importante perché era una via
era un punto di passaggio perché dalla pianura all'altopiano, diciamo Montecorno per capirci, praticamente velocissimo, cioè in 2 ore e mezza, 3 ore il bestiame arrivava su. Dunque era una strada molto trafficata, adesso un po' meno. Ecco le casette in linea, la sua fonte. Ecco, questa è la Falesia. E delle volte... Qui comincia il percorso allora. No, questa qua è fuori dal percorso perché se ci sono dei gruppi, diciamo, adulti la facciamo, però se ci sono bambini, ragazzi, perché ci sono un paio di punti un po' difficili, però è meravigliosa, è già una scultura questa. Sì. Praticamente il villaggio preistorico era qui sotto. Andiamo avanti. Ecco, qua siamo al centro del parco, il turista arriva qua, fa tutta una serie di... praticamente il biglietto lo fa qua. Dopo anche il discorso del biglietto. Allora, questo intervento è nato per passione, non è nato per far business. Purtroppo adesso si è trasformato un po' in business, perché il turista arriva qua, qui c'è la biglietteria, noi gli diamo una piantina, e lui ce lo gira, gli diamo 2 indicazioni come muoversi, perché cioè, non ci sono indicazioni, nel senso che noi vogliamo che si perda anche un po', no? Dopo ritorna indietro, cioè una cosa un po'... Sì, è bello anche un po' perdersi, insomma. Sì, no. Queste cose. Diciamo, non si sono persi praticamente mai nessuno, perché dopo alla fine no. Però il scoprire, no, questo è importante. Ecco, il primo pezzo è seicentesco, quello sulla sinistra. Ecco, è di qualche anno fa, avete capito, perché adesso... Non certo, questa neve. Adesso, ecco, questa è la piantina, allora c'è la contrada, covolo, e dopo ci sono tutti i percorsi. Allora c'erano percorsi antichi, che praticamente la natura li aveva boscati, no, rovi dappertutto, e il primo lavoro è stato quello di pulire questi sentieri. E dopo ne abbiamo creati altri, perché ovviamente abbiamo circa un'ottantina, 85 installazioni, e comunque noi diciamo, per conquistare territorio pulivamo, mettevamo giù un'installazione e sapevamo che il turista quando passa comincia un po', no, fa traccia, certo. E il gioco era fatto. E dunque, insomma, tra la partenza, insomma, sulle 3 ore, insomma, di percorso, dopo ci sono quelli che vengono la mattina e vanno fuori alla sera. Ecco, noi all'inizio non gli facevamo fare picnic, perché all'inizio erano un po' di creativi che arrivavano un po' con tante cose, no? Allora non andava più bene, però abbiamo una convenzione con un paio di ristoranti che col 10%, col biglietto hanno il 10% di sconto, insomma, ecco, che è la cosa migliore secondo me. Il ristorante non è dentro il parco, però. No, assolutamente. Ecco, l'area archeologica, la palestra, va bene, andiamo avanti. No, aspetta, torno indietro un secondo solo velocemente, no? Perché mi ero dimenticato di dirvi una cosa, perché... Mamma mia, questa. Allora, adesso voi vedete boschi dappertutto. Ho delle foto dove erano tutti prati. Tutti quelli prati. Che adesso vediamo come boschi. Tutti prati. Perché risalgono a quando? Praticamente fino agli anni 45-50 c'erano prati. Dopo c'è stato veramente un fuggi, nel senso è stata l'emigrazione, perché anche la contrada Covolo, gli anziani mi dicevano, c'erano solo le donne dopo gli anni 50, perché gli uomini erano tutti o in Piemonte o in Francia o in Val d'Aosta a lavorare. Poi tornavano a Pasqua stavano fino ai morti e dopo ecco, ripartivano. Dunque voglio dire, ecco, sì, allora quando si parla di valorizzazione del territorio, questo dopo vedete le installazioni è un modo, però voglio dire, delle volte bisognerebbe, ecco, far sì che gli agricoltori avessero la possibilità di vivere nel loro territorio, guadagnare il giusto e stare, perché vi faccio l'esempio molto semplice. Sopra c'è un contadino che conosciamo e ha 2 figli, e questi figli amano la loro terra, amano fare i boscaioli, amano fare il formaggio, però sono stati costretti a fare un altro lavoro e dunque non curano più i boschi, non curano più i prati, e praticamente c'è l'abbandono totale. E lo vedete, insomma, perché è bello vedere il bosco, però è bello anche vedere il bosco pulito, almeno, insomma, mi piace moltissimo il bosco pulito. Ecco, tanto per dire, ecco, un problema che si potrebbe anche... No.
una discussione aperta, ma la cosa è un po' lunga. Andiamo avanti. Ecco, allora qui sono nate queste sculture. Allora noi andavamo a chiedere ai scultori, no, se ci facevano qualche installazione, venivano là, facevano il giro per il bosco, per il prato, dopo decidevano cosa fare. Questa era un po' la nostra idea. E sono arrivate un po' inizialmente sculture artisti italiani, dopo sono arrivati anche stranieri, adesso si è rivoltato, adesso se prima eravamo noi che andavamo a chiedere, adesso sono loro che ci propongono le opere, insomma è veramente Quindi vuol dire che funziona, Sì, quando si inverte il rapporto. Ecco, questa è un'altra installazione, Mani Divine, ecco che sono i giganti, pietra del posto con il modellato in grès porcellanato. Questo è un ungherese, questo è acciaio corten, questo no, è ferro colorato. Ecco, queste sono le installazioni. Dopo noi cerchiamo anche di far sì, ecco, che l'artista, cioè, entri un po' nella nostra idea, no? Cioè sposi un po' il nostro percorso. Ma le opere non vengono realizzate lì, vengono portate? Sì. Allora, ci sono delle opere che vengono realizzate, magari c'è dopo vedete quelli in legno, quelli in sasso, sono state scolpite là. Sul posto. Altre vengono fatte in officina e vengono portate nel parco. Queste sono gocce di vetro. Questa qui è un'opera straordinaria, queste sono delle gocce di vetro che l'artista le aveva pensate vuote. Cosa succede? Che col tempo queste si riempiono d'acqua. Certo. E cambiano colore, praticamente all'interno ci sono dei periodi che c'è un verde pisello, altro periodo che sono nere, altre rosso vivo, praticamente ha fatto un'opera viva senza saperlo. E questa ecco, quella è un'altra opera che è stata realizzata sul posto, è stata cotta dopo sul posto. Questa invece è un'opera di un inglese meravigliosa, questa ha fatto la danza tribale. Ecco, Acciaio Corten, un'altra opera. Comunque bisogna vederlo sto parco, avete capito? Mi pare perché la questione è io questa. cerco di Dobbiamo dare venire emozioni, perché non si può spiegare a parole. No, bisogna capirlo. Ecco, questo è un giapponese. Ecco l'altra, la scultura che vi dicevo. Sono opere straordinarie. No, dopo c'è, aspetta, ritornando indietro, lo scultore lì quella del Fil de Ferro, questa è un inglese, e in Italia ci sono 2 opere solo sue. Una abbiamo noi come parco, più sculture, e una giù a Roma. Il parco è aperto Sabato e la domenica, su prenotazione, altra cosa. Ma anche d'inverno? Abbiamo sempre gente. Abbiamo fatto un passo in più, abbiamo fatto la prenotazione 2 giorni prima, perché questo è un parco, ci siamo resi conto che quando c'è troppa gente non va bene. Non va bene perché si disturbano, e questo deve essere un parco. Infatti da quando abbiamo messo il pagamento, abbiamo messo la prenotazione, abbiamo solo bella gente. Cioè dico bella gente. Cioè fa selezione, insomma. Fa selezione, cioè gente interessata all'arte, alla natura, ai fiori, al camminare, al silenzio, cioè questo noi vogliamo, ecco, secondo me. Dopo, ecco, potrei aprire una parentesi sulle scolaresche, perché le scolaresche adesso non le faccio più, però mi divertivo a farle, perché arrivano queste scuole, questi ragazzi che sono un po' imbranati, cioè, però è giusto, sono un po' imbranati, cioè non capiscono l'arte contemporanea, no? Pensano che siano. Però dopo, quando cominci a fare domande, no? Dici, ma scusa, ma secondo te l'artista cosa voleva dire qua? Cosa voleva dire? Comincia, ma no, dai, sforzati, ma vedrai. Insomma, dopo, alla fine, fatto il giro, sono dei giganti, cioè vedono cose che l'artista, secondo me, se lo venisse a sapere, si scriverebbe subito quello che sente da questi ragazzi, per farvi capire che è molto bella questa cosa qua, insomma, ecco, perché ce la prendiamo con i giovani, però secondo me se vengono stimolati hanno dei bei numeri. Ecco, poi c'è questa cava, no, che è stata valorizzata in questa maniera qua, il Popolo delle Rocce, un'altra scultura. Ecco, insomma, ecco, allora... dopo chiudo. Dopo abbiamo questo teatrino, abbiamo tagliato i tronchi, messo là i tronchi di castagno, e facciamo questi spettacoli. Questo è uno spettacolo con dei musicanti, con
tutti strumenti medievali, abbiamo fatto un pienone anche qua. Poi abbiamo anche 2 calcare, insomma non sto a spiegarvi le calcare perché anche la calcara è pura magia. Andiamo avanti. Ecco, questa è una presentazione degli artisti, c'erano 3 artisti qualche anno fa dove abbiamo presentato le opere. 4 concerto. A posto, chiudo. Grazie. Grazie a voi. Architetto Morlin. Mi sembra scontato ed evidente che tutti i presenti verranno nell'arco dei prossimi 12 mesi. Prendete impegno. Se dite ero presente a quella conferenza, vi faccio entrare gratis. Abbiamo addirittura l'incentivo. Quindi direi che un'ottima conclusione per il nostro secondo panel. Ringrazio gli ospiti che sono stati qui con me, possono rimanere seduti qui tranquilli perché andiamo verso i saluti finali, anche perché è 12:30, siamo rimasti nei tempi, devo dire, cosa quasi sempre eccezionale quando si fanno questi convegni, ma lo siamo, e quindi ci avviamo ai saluti finali che per prima ci porgerà Giovanni Battista Sarnico, che è qui in sala, che è il presidente della Federazione Legno della Confartigianato Nazionale. Prego. Grazie. Ringrazio dell'invito a questa importante giornata e, essendo referente nazionale del settore legno, non potevo mancare l'invito di Bruno Mazzarola e della Paola Zanotto, che con me condividono l'esperienza del consiglio direttivo. Un sistema, quello di Confartigianato, che vive in tutta Italia la settimana dell'energia e della sostenibilità, e quindi per una persona come me, che non sono Geppetto della provincia di Brescia, perché io sono bresciano, però sono figlio di falegname, artigiano, con la bottega sotto contesto. casa, che ha esercitato per 30 anni l'attività in via San Giuseppe, quindi potrei raccontare altro, ma mi fermo qua. E quindi non potevo mancare questo importante e autorevole appuntamento che Confartigianato a livello nazionale promuove e che il Veneto, una regione splendida e che ho colto nella sua ricchezza anche sconosciuta in questo incontro, ha promosso. Confartigianato è un sistema nazionale che guarda alle imprese che valorizzano il loro territorio, quindi oggi parlare di ambiente, di sostenibilità, è quasi c'è un'eccellenza che riesce a abbracciare, ci sentiamo tutti di casa. E quindi il sistema vuole continuare questa esperienza. Noi siamo adesso, c'è qui anche il dottor Pettinella, membro del consiglio direttivo del cluster che anche Confartigianato partecipa, ma non solo cluster nazionale Foresta Legno, siamo nel consorzio con Legno, nel Conaibo, quindi guardiamo il sistema legno e al mondo dell'impresa perché vogliamo essere al fianco di tutto il sistema italiano. E quindi sul tema della foresta, dell'energia e della sostenibilità abbiamo un valore aggiunto che possiamo veramente costruire percorsi importanti anche per il futuro. Grazie. Grazie Sarnico. Lo ha già citato lui nel suo intervento, abbiamo in sala e gli chiediamo di portare un saluto conclusivo alla platea, Bruno Mazzariol, che è invece il presidente della Federazione Legno del Veneto per la Confartigianato. Intanto buongiorno a tutti e un grazie particolare a tutti i presenti. Io voglio solo ringraziare coloro che, e permettetemi di aggiungere un ringraziamento particolare a tutti i relatori che hanno dato un prezioso contributo alla riflessione e al convegno che ci siamo dati e organizzati. Un ringraziamento al Presidente che ci ha appena salutati e un ultimo grazie va al Presidente Boschetto, che ha voluto fortemente questo evento dopo che la Federazione Legno, da me presieduta, ha lanciato un grido d'allarme per la crisi che sta attraversando la filiera del legno a causa della tempesta Vaia prima e del Bostrico ora, senza dimenticare i profondi cambiamenti climatici che stanno attraversando il nostro territorio, che hanno colpito una delle specie legnose più preziose del nostro territorio, che è l'abete rosso, fortemente parlato oggi in questo convegno. 41.000 ettari di bosco rasi al suolo, 16 milioni di alberi abbattuti, 1 miliardo e 769 milioni di euro di danni. Sono questi i numeri impressionanti di Vaia.
La tempesta che ha chirurgicamente abbattuto buona parte del patrimonio boschivo regionale e, come se non bastasse, nel 2021 è comparso il nostro amico bostrico, vera e propria pandemia che ha intaccato oltre 20.000 ettari di bosco, rendendo ancora più esigua la disponibilità del legname. Quello che ci ha regalato la natura in secoli di storia abbiamo perso in 5 anni a causa di 2 piaghe che hanno ridimensionato il nostro patrimonio boschivo e hanno cambiato il profilo paesaggistico della nostra regione. Ma malgrado quanto sia accaduto, il professor Pettanella nella sua presentazione ha dato risalto ai cluster del legno presenti in Italia e nel Veneto soprattutto, evidenziando come questo sia un settore produttivo vivace e che, malgrado la difficoltà, sta sperimentando ancora adesso una vera vitalità per numeri di occupanti e per il numero di imprese presenti. La dottoressa Panis, nell'analisi della filiera legata all'energia, ha evidenziato l'enorme potenziale che questa può esprimere sia in termini di crescita di aziende e in termini di sostenibilità energetica e di transizione ecologica. E la filiera del legno turismo presentata dalla dottoressa Miotto, avvicinandoci ad una filiera che nei prossimi anni può diventare un vano di crescita per il territorio, in termini economici, di sensibilità ambientale e di inclusione sociale, che sia che il bosco sia inserito in un contesto montano o di pianura. C'è un bisogno fondamentale che ci porti a superare il concetto di emergenza, che sembra essere sdoganato e che ha caratterizzato gli ultimi interventi nel territorio. Abbiamo bisogno di creare una prospettiva nuova e più coordinata. Quanto è successo negli ultimi anni, da Vaia al Bostrico, passando per i cambiamenti climatici, ci ha obbligato a interventi tampone per recuperare quelle situazioni che si sono venute a creare, ma le cicatrici ce le porteremo avanti ancora per anni. Per superare la cultura e l'emergenza dobbiamo introdurre la metodologia della programmazione di interventi sistematici in un'ottica di visione strategica del territorio boschivo, in un'ottica di valorizzazione della filiera legata al turismo. I dati dicono che nei prossimi anni la neve sotto i 1500 metri sarà scarsa e per innevare artificialmente le piste serviranno dei costi enormi di energia e di risorse idriche. Ha senso investire ancora in impianti sciistici sotto a una certa altezza? Questo è da chiedersi. Le buone prassi che abbiamo voluto presentare oggi danno risposta a questo quesito quando il territorio fa programmazione, ottiene risultati incredibili, sia che questo riguardi l'amministrazione pubblica che imprese e la cultura e il turismo. Ma queste buone pratiche, che ad oggi sono diventate una realtà grazie alla volontà dei singoli, hanno bisogno di diventare esempio anche per altri territori, dove c'è l'esigenza di rendere organico il concetto di innovazione. Non possiamo più permetterci di andare in ordine sparso, usando interventi spot che dobbiamo fare sintesi per riuscire ad intervenire in maniera sistematica nella pianificazione del territoriale che economica, per esempio proponendo politiche di taglio pluriennali che consentirebbero alle imprese del territorio di migliorare la loro programmazione. Finanziare interventi mirati con le piccole imprese di prima lavorazione consentirebbe un miglioramento tecnologico del parco macchine delle nostre imprese, ma anche la nascita di aziende in un ambito dove possiamo far crescere in maniera armonica l'economia e il territorio. Quando dico che l'Italia è un paese povero di materie prime, è un po' mi viene da sorridere, perché la materia prima per eccellenza nel Veneto e nell'Italia è il legname dei nostri boschi. Legname che è stato usato per la costruzione di imbarcazioni in grado di dominare tutto il Mediterraneo nei secoli, ma con il nostro legname che, lavorato da sapienti mani artigiane, è ancora possibile costruire strumenti musicali che tutto il mondo ci invidia. Ed arriviamo alla conclusione. Ma ora c'è assolutamente bisogno che tutti gli stakeholder delle filiere, dei cluster regionali, delle associazioni di categoria vengano riuniti in un unico tavolo coordinato dalla nostra regione, dove sia possibile ipotizzare e programmare interventi per tutto il comparto, partendo dal nostro piano forestale, il quale può rappresentare un ottimo punto di partenza e di contributo e di proposta per permettere che
il comparto legno continui a produrre ricchezza economica nel rispetto ambientale e nell'inclusione sociale. Grazie a tutti. Grazie a Bruno Mazzaiol, e ora, a conclusione della nostra giornata, abbiamo un altro contributo, diciamo così, esterno, perché abbiamo in collegamento da Roma, dove ci ha seguito per tutto il corso dei lavori, la dottoressa Alessandra Stefani della Direzione Generale delle Foreste e dell'Economia Montana del Ministero competente. Dottoressa, cosa ci portiamo a casa? Buongiorno intanto, grazie di averci seguito nel corso di questa mattinata molto densa, spero che ci senta bene, sì? Perfetto. Allora chiedo anche a lei un saluto conclusivo e di fare in qualche modo sintesi di quello che ci portiamo a casa oggi a conclusione di questa giornata. Grazie innanzitutto a Confartigianato per aver organizzato una giornata nazionale dedicata al tema dell'energia e declinata nel settore della sostenibilità. Non è ovvio, non era un tema facile, certamente un'attenzione importantissima a uno dei temi strategici per il nostro Paese. Lo sapevamo già prima, ma con Covid e poi con la crisi per la guerra in Ucraina è diventato fondamentale il tema dell'approvvigionamento del nostro sistema energetico e la diversificazione delle fonti per non dipendere più da forniture estere che possono essere utilizzate anche come ricatto. Allora è chiaro che questo tema si aggiunge al tema della sostenibilità degli approvvigionamenti energetici e alla sostenibilità delle emissioni conseguenti all'utilizzo di certo materiale, e questo ha reso ancora più importante ragionare in termini innanzitutto di strategicità per le politiche del nostro Paese da un lato, e dall'altro di valorizzazione delle risorse esistenti, tra le quali, come bene è stato detto e annunciato, quella delle biomasse e delle biomasse legnose in particolare con riguardo al tema di oggi è stato affrontato con decisione, e ne hanno parlato con compiutezza il professor Pettenella e Annalisa Paniz. Ma poi abbiamo visto che le possibilità sono tantissime, ci sono nuovi fronti per il settore forestale al di là della produzione legnosa, che potrebbe non essere per alcune aree forestali la produzione più importante, e come in maniera, come posso dire, originale, innovativa, ma anche recuperando tradizioni e luoghi un po' abbandonati, si possono moltiplicare esperienze che portano cultura, che portano economia, che portano una rivitalizzazione dei territori montani. Per cui non c'è come il sistema foresta, legno, energia per sperimentare come l'innovazione abbia sempre radici antiche. E nell'innovazione e nelle radici antiche il sistema del mondo artigiano e il sistema del mondo confederale ha un ruolo importantissimo, perché è solo con l'organizzazione orizzontale prima e poi verticale si riesce a trovare il sistema per vincere le sfide, che sono delle sfide grandissime in questo momento, e delle sfide che abbiamo l'obbligo però di affrontare come Paese e come territori montani in particolare, perché il territorio montano è forse il territorio da cui ripartire per cambiare il volto del nostro Paese dal punto di vista economico, sociale, ambientale, e quindi vincere davvero la sfida della sostenibilità. Io ho sentito raccontare tante delle cose che il nostro Ministero ha fatto e sta facendo.
porto i saluti, tra l'altro, del consigliere Dario Bond, che in questo momento non riesce a partecipare, ma segue da vicino tutta la tematica della filiera forestale e quindi dà quello spunto e quella visione politica che è sempre importantissima, insieme ovviamente al Ministro, insieme ai Presidenti delle Commissioni Agricoltura di Camera e Senato, che ringrazio per il grande lavoro che fanno e la grande attenzione che hanno ai temi che noi proponiamo. Cosa posso dire di conclusivo di un tema come questo, dopo i ringraziamenti, dopo aver detto che tutte le persone che sono intervenute hanno veramente dimostrato la grandissima passione che contraddistingue chi si occupa di foresta, legno ed energia come tema di elezione e come risposta alle sfide del tempo che stiamo vivendo e che verrà. Che sicuramente il tema della scelta finalizzata alle potenzialità di ogni singolo territorio è quello che emerge con grandissima evidenza. Non ci sono ricette uguali per ogni luogo. Ogni luogo ha le sue risorse umane, professionali, ambientali e può immaginare per quel luogo una prospettiva innovativa e che si basi sulle tradizioni forti locali, quelle che sono rimaste, e ne sviluppi di nuove. Questo significa che guardare a modelli di al di là delle Alpi, a mio giudizio, non è la formula valida per il nostro territorio. L'Italia, e non parlo solo ovviamente del Veneto, ma parlo in particolare del Veneto, ha delle caratteristiche e ha una storia anche nel settore forestale che è la nostra e non può essere trasferita in altri luoghi, così come non può comportare un trasferimento automatico di quello che vediamo fare altrove nei nostri territori. Questo mi pare di dire che è una delle cose che emergono di più da tutti gli interventi che sono stati fatti. Questo non significa dimenticare il grandissimo tema dell'internazionalizzazione, questo non significa dimenticare le relazioni con l'Europa soprattutto, questo non significa dimenticare che utilizzare bene e sostenibilmente le foreste italiane significa proteggere le altre foreste del mondo. Perché noi lo sappiamo bene che in altre parti del mondo la risorsa legno e le foreste sono utilizzate in un modo non così garantista, ecco, cerco di dirle in questo modo, quando non sono proprio sovrasfruttate oppure distrutte. Allora, ciascuno di noi ha un onere e un onore nel raccontare che il nostro modo è un altro modo, ma se lo facciamo di più e meglio, contribuiamo al sistema della protezione internazionale. E Confartigianato è vicina alla Direzione Generale Economia Montana e Foreste anche su questo tema dell'internazionalizzazione, a partire dal sistema EUTR e ODR con il quale abbiamo tanto discusso e realizzato in questo tempo, e adesso siamo chiamati a cambiarlo nella logica che partirà dal prossimo anno in un sistema ancora più complicato, ma che vedrà i nostri cugini agricoli dimensionarsi con delle tematiche su cui li vedo ancora un po' scarsi, mentre noi tanta esperienza l'abbiamo già fatta. Quindi dal particolare all'internazionale si declina il sistema forestale e l'Italia in particolare è portatrice di tantissimi temi, uno dei quali oggi magari non è uscito se non marginalmente con quella bellissima esperienza della corteccia dell'Arice, quando parliamo di riciclare ogni fibra. Diciamo che l'Italia è in vetta in Europa per la capacità di riciclare e riutilizzare ogni fibra di legno all'infinito, per far arrivare in fondo poi l'utilizzo energetico quando proprio tutti gli altri sono impediti. E questa è una grandissima capacità dell'imprenditoria italiana e va portata all'attenzione in un quadro di un discorso più ampio che facciamo sempre insieme. Mi sembra di cogliere anche due opportunità che forse sono entrate marginalmente in questa discussione.
Una delle tante innovazioni che abbiamo provato a portare all'attenzione del mondo della foresta, del legno e dell'energia è quella degli accordi di foresta. Gli accordi di foresta sono degli accordi di filiera declinati in una maniera speciale per i boschi, perché coinvolgono anche i proprietari forestali. Mi rivolgo per esempio a chi sta e ha illustrato molto bene le tematiche possibili di un turismo inteso in modo moderno, esperienziale nelle aree forestali. Chiedo se è possibile coinvolgere anche i proprietari forestali delle aree dove noi portiamo i nostri turisti, fatti diventare esperienziali e con l'effetto wow, ma io vorrei che qualcosa tornasse anche sul proprietario forestale di questa iniziativa che diventa un volano economico per il territorio, perché abbiamo sentito parlare di tutto quello che serve dopo, da dove viene questo legno, da dove è stato prodotto, come è stato lavorato, dove è stato prodotto, ma il proprietario forestale che abbiamo coinvolto lungo i sentieri per fare quella famosa esperienza wow, cosa resta? Con un accordo di foresta, secondo me qualche cosa potrebbe restare, anche perché lui sia invogliato poi a fare tutto quel lavoro di manutenzione forestale nei pressi dei sentieri che noi percorreremo per renderli sicuri. Perché se ci portiamo la gente in bosco e poi cade un ramo, io qualche problema ce l'avrei, al di là della cartellonistica. E quindi una manutenzione forestale dedicata a quei percorsi è una manutenzione che fa lavorare l'impresa forestale, che dà qualcosa al proprietario forestale, che consente ai nostri turisti che vanno in quel luogo di andarci in sicurezza. Allora, questa era una delle suggestioni che volevo cogliere. Accordi di foresta servono per tutte le altre filiere, ma per il turismo vanno pensate, secondo me, perché altrimenti su questo proprietario forestale veramente non facciamo mai tornare il grande indotto che si muove nella foresta, intorno alla foresta. E l'altra suggestione che mi permettevo di evidenziare sia al responsabile Confartigianato Legno Nazionale, ma soprattutto a quello veneto, nel provare a chiedere con forza, insieme alle altre associazioni e rappresentanti stakeholders locali, che l'assessore di riferimento apra un tavolo di filiera forestale in sede regionale. Abbiamo visto che in sede nazionale il tavolo di filiera è stato importantissimo e continua a essere importantissimo per affrontare in una maniera innovativa e coordinata a tematiche le più varie, dai decreti attuativi che abbiamo visto, agli incentivi per le imprese, agli incentivi per i proprietari forestali, alla formazione professionale. L'ultimo è quello che ha citato la dottoressa Paniz, che ringrazio anche per questo lavoro, quello di cominciare a costruire quel position paper che poi è diventato un position paper del tavolo di filiera più grande e che poi è stato pubblicato sul sito del Ministero e che è là per dimostrare che quando si tratta di politiche noi ci sappiamo lavorare nella concretezza e non ci fermiamo all'aria fritta. Ma non ci fosse stato il tavolo di filiera, non ci fosse stato il sottotavolo del tavolo di filiera che si è riunito e ha cominciato a lavorare, noi quel documento non saremmo mai riusciti a scrivere. Allora dico che il luogo dove portare anche quelle osservazioni che abbiamo sentito fare così accuratamente dalla signora che è intervenuta a un certo punto è il tavolo di filiera regionale. Io lo propongo come l'ho proposto in altre regioni è già stato realizzato e ha cominciato a lavorare. Secondo me una regione come il Veneto, con così tanti problemi come quelli che ci siamo detti che si stiamo affrontando, ma anche con così tante opportunità e con quella grandissima tradizione che il coordinatore validissimo di questa giornata, che ringrazio per le sue capacità effettivamente di coinvolgere il pubblico e gli operatori legandoli, dando loro la parola nella tempistica rispettata perfettamente, raccontando la storia straordinaria delle foreste della regione Veneto e come la Serenissima abbia insegnato a mezzo mondo come si gestiscono i boschi in maniera sostenibile. Quindi io vi lascio con questi due suggerimenti e due suggestioni. Spero di essere stata
adeguata all'altissimo livello di chi mi ha preceduto, e vi ringrazio e ringrazio ancora Confagricoltura per anche questa occasione, ma anche per tutto l'altro lavoro che ce li ha fatti sentire vicinissimi sempre a questa direzione generale. Grazie. Grazie dottoressa Ferrari. Noi cogliamo immediatamente il suggerimento, appena finiamo qui richiamiamo l'assessore Caner, visto che prima si è collegato da remoto, lo richiamiamo lì a Verona dov'è e gli sottoponiamo immediatamente la proposta della dottoressa Ferrari di aprire questo tavolo di filiera regionale che mi pare abbia incontrato anche i favori della sala qui. Grazie ancora a tutti, io credo che siamo arrivati a un orario consono per chiudere la nostra mattinata. Grazie a voi che siete rimasti qui con noi ad ascoltarci, grazie a tutti i relatori che hanno partecipato a questa mattina e naturalmente ci vediamo tutti del Soio per la visita guidata del nostro architetto. Grazie e buona continuazione di giornata. Scusatemi, mi dicono...